trasformerà. Mamme, 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 questo è il dono che Dio vi fa, tra batuffoli e fasce, 1000 sogni nel cuore, per un bimbo che nasce, quante gioie e dolori. Son tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, son le bellezze d'un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amore. È tanto bello quel volto di donna, che veglia un bimbo e riposo non ha, sembra l'immagine d'una Madonna, sembra l'immagine della bontà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Son tutte belle le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono un bene profondo, il più sincero dell'umanità. Mamme, 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 quante pene l'amor vi dà. Ieri, oggi, sempre per voi mamme non c'è pietà. Ogni vostro bambino, quando uomo sarà, verso il proprio destino, senza voi se ne andrà. Son tutte belle le mamme del mondo, ma soprattutto più bella tu sei, tu che m'hai dato il tuo bene profondo. E sei la mamma dei bimbi miei. Ho deciso di mandare questa canzone questa mattina perché in questi giorni, vedendo questo strazio di queste mamme con questi bambini morti nella striscia di Gaza, un numero incredibile, questi fagottini, avete visto, che non hanno fatto niente, come dico, nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, ma soprattutto questo uomo che non finisce mai di stupire. Questo uomo che avrebbe tutti i mezzi per risolvere anche i problemi in altre maniere, senza uccidere tutte queste creature nella disperazione di questi genitori, invece che continua a fare quello che si faceva tanti anni fa. Guerra, bombardamenti, stragi. Ne parleremo questa mattina oltretutto con un ospite graditissimo in presenza che è il dottor Sebastiano Rizza, pediatra. Grazie dottor Rizza di essere qui. Saluto anche un'altra ospite gradita che è Maria Dolores Secco, scrittrice per le donne vittime di violenza. Grazie anche a lei Maria Dolores di essere qui con noi. Ma partirei proprio dal dottor Rizza. Ma cosa sta succedendo, dottore? Voi che fate di tutto per salvare queste creature, vediamo questi medici in prima linea e poi vediamo, ecco, questa mente umana che sbalordisce sempre di più, che non ha capito niente, che non si risolvono i problemi così. Prego, dottor Rizza, lei poi pediatra. Beh, la guerra vuol dire uccidere i civili. Il 90% delle vittime di guerra, anche le guerre moderne, sono date ai civili. Tra i civili i più fragili sono i bambini. Vogliamo dire, quando pensiamo a una situazione di guerra dobbiamo pensare a questo. L'evitarla il più possibile vuol dire evitare questo, evitare la strage di innocenti. Perché al di là di quelle che possono essere motivazioni, di fatto le bombe intelligenti non esistono, esistono nella propaganda, ma di fatto si usano.
e colpiscono case, focolari e famiglie. È gente che non c'ha nulla a che vedere con il conflitto. Questo da sempre, ultimamente un po' di più, perché ultimamente l'idea che si combatte il terrorismo, che si ammanta gli scudi umani, è un alibi per fare cose che sono veri crimini. Utilizzare bombe al fosforo in quartieri civili, come è successo, come succederà, vuol dire bruciare chiunque sia in quell'area, e i bambini compresi. Un quarto delle vittime di questa storia, l'ultima di Gaza, sono bambini. Le stime ufficiali sono di 5.000 bambini uccisi in poco tempo, 5.000, tralasciando poi tutti gli altri. L'età estrema, gli anziani e i bambini sono quelli, le vittime predestinate, quelli che moriranno di più di qualunque soldato. Questo è il problema. Questo è il problema. Sentiamo anche come commenta Maria Dolores Secco, ecco, questa scrittrice che sta cercando di tenere alta la barra proprio con queste vittime di violenza, queste donne che continuamente, cioè, aumentano i femminicidi, non c'è niente da fare, nonostante tutto quello che si dice, che si cerca di far capire, di far prevenzione, niente da fare. Prego Maria Dolores. Per quanto riguarda la strage di Gaza, comunque secondo me è vero che non esistono le bombe intelligenti, però c'è anche uno scopo dietro. Quando tu uccidi comunque i giovani, stai uccidendo la generazione futura e quindi stai uccidendo il futuro di un paese. Per quanto riguarda le donne vittime di femminicidi, ne sentiamo ogni giorno. Anche ieri è stato fatto il funerale di una moglie che è stata uccisa davanti ai 2 figli, e ecco, i bambini sono comunque sempre le vittime, oltre alla moglie o alla donna, sono sempre le vittime silenziose, orfani, non solo perché la mamma viene uccisa, ma poi anche perché il padre o comunque il compagno, il marito, poi vengono allontanati perché sono gli assassini, quindi dovranno vivere con questo fantasma, con questo mostro dentro, che è l'omicidio della madre, e quindi sì, non bisogna andare tanto distante per trovare vittime bambine, insomma, di queste stragi. È vero, Maria Dolores, che non abbiamo le armi per fermarli, non siamo ascoltati. Ecco, le persone per bene che cercano anche di dimostrare, sono scesi in piazza, specialmente i giovani. Questi giovani, quando ci sono problemi veramente che toccano tutta la comunità, loro ci sono, scendono, fanno anche delle cose pazzesche a volte, però ci mettono la faccia per far capire proprio che è il momento di dire basta, ma non serve, perché il business, il potere, l'arroganza, l'aggressività dominano ormai anche questo paese. Come dice lei, non è che dobbiamo andare molto lontano, però i numeri che vediamo anche lontano sono dei numeri pazzeschi. Stiamo parlando di 5.000 bambini morti, 5.000, e qui abbiamo una denatalità, non abbiamo bambini. Capite che c'è qualcosa che non torna in questa scia infernale. Prego Maria Dolores. Sì, questa natalità, il nostro paese non ci permette di diventare madri, ci mette davanti a una scelta: o lavori o sei madre, e già di per sé questo è un grandissimo problema. Sì, in piazza a Roma c'erano 5.000 giovani a manifestare il 25 novembre, però in molti casi le forze dell'ordine sono intervenuti anche con i manganelli sulle donne, proprio la giornata contro la violenza sulle donne. Adesso, per non tirare sempre fuori la stessa storia, ma per esempio c'è la bufera social contro il padre di Giulia Cecchettin perché si espone in maniera mediatica, quindi qualsiasi passo che si fa per migliorare o cambiare le cose comunque è visto come scomodo. È brutto anche vedere che ci sono tanti uomini che hanno cominciato a dire sì, ma anche noi siamo vittime. Certo, ci sono molti uomini vittime di violenza, però purtroppo il caso della violenza sulle donne è un problema sistematico, cosa che non avviene con gli uomini. Quindi anche questo fa parte comunque del patriarcato, di sessismo, e che cerca di coprire un problema mettendone di fronte un altro che non è sì importante, ma non è così grande come quello che stiamo affrontando qua in Italia. Non ci sono dubbi. Diamo la parola a Rinaldo, se no mi cade la linea. Rinaldo da Venezia, poi continuiamo. Vai Rinaldo.
Non lo sento. Dottor Rizza, come commenta le parole di Maria Dolores Secco, questa giovane donna, questa giovane scrittrice? Eccolo qua, Rinaldo, veloce! Migliaia di bambini, è a colpa, sì, va bene, non c'è nada sarà. Rinaldo, hai la televisione alta possibile? Sì, pronto. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Sì, ma abbassa la televisione però. Non c'è nada sarà e potere. Dove siamo? Stamattina non ci siamo con te, Se le fabbriche di armi, noi botteghe, perché sti scelti che qua, che va bene ai costruttori, ai paesi che fa armi e che vende armi, e dopo il mondo dobbiamo andare a rimengo con tutto, non avremo sensibilità, umanità. È assurdo che parliamo da 10 anni di questi fatti e va sempre avanti, sempre peggio. Il psicologo, che tutto, vanno all'esempio della politica, per stare in carriera, mi fa ancora baruffa, perché io stare dopo 10 anni, vuol stare ancora. No, e 40. ora che cosa ha avuto che mi insegna la politica né altri? Niente non mi insegna. È povera gente morta da fame, però per chi che ha la gana tutto va bene. Io dice bene, mi va a Cortina col 40%, chi spende di più. È una vergogna Mirella, perché bisogna aiutare dal basso, far crescere un albero, non crescere dall'alto, dare ride e di grande. E ora impariamo a guardare la natura, aiutiamo chi che ha più bisogno, ma no, non con le grandi aiuti che poi gli date una mano. Quando al dottore mi aveva un zio, va bene, che faceva il suo stesso mestiere, va bene, è morto da 2 anni, io curavo i putei a gratis. Tanti putei che non aveva la possibilità, Montesanto si chiama, e curare i bambini a gratis. Ed è morto, ma per noi in paradiso, ancora più là, è sempre fatto del bene. Ma nel suo piccolo, quello che voleva, noi altri siamo una popolazione che non un cuore grande, ma in pratica il nostro cuore lo prende. Grazie Rinaldo, devo correre per mandare la pubblicità, devo sentire anche gli ospiti, comunque sei stato chiaro, prossima volta abbassa la televisione, se no non ne veniamo fuori, ormai dovresti saperlo. Allora, dottor Rizza, è vero però, è anche vero che ci sono specialmente i giovani genitori molto apprensivi, ecco, bastano poche linee di febbre, ecco, corrono al pronto soccorso, guardia medica, una volta era diverso, cioè prima che ti arrivavi al pronto soccorso c'era un medico di famiglia anche diverso, diciamo la verità, diversa, prego. Per cui le malattie non necessariamente venivano viste come fonte di cose gravi, anche se succedevano di più. Allora oggi qualunque raffreddore può essere una bronchite, può essere una polmonite, può essere una meningite. Con questo atteggiamento qui c'è una compulsione a rivolgersi ai servizi per cose anche banali, con il risultato che i servizi scricchiolano, non ce la fanno, perché non sono strutturati per le piccole cose, sono strutturati per le cose serie. E quindi non trovare la linea perché è inondata di telefonate, non riuscire a trovare il dottore perché quello deve ecco, anche parentesi, dottor Rizza, spieghiamo anche cosa vuol dire guardia medica, perché c'è una confusione, chiamo, non rispondono, cosa succede? I servizi di guardia sono servizi per le prestazioni non differibili. E cosa vuol dire? Uno che ha una polmonite è bene che venga visto subito e non 2 giorni dopo, non 3 giorni dopo. E lo stesso per altre situazioni. Anche quelle limite, notalgia, uno che ha febbre, mal d'orecchio importante, beh, è una prestazione non differibile. Ma la tossetta, il raffreddorino, il colo di naso, il crampetto, la scarichetta di arroico, il vomitino, quelle non sono prestazioni non differibili, sono prestazioni correnti che uno può tranquillamente aspettare di far vedere dopo, anche perché i servizi di guardia coprono il sabato mattina, in alcune aree nostre anche il pomeriggio, e il paziente si trova senza un riferimento fisico soltanto la domenica. E vuole che non si possa aspettare da un giorno all'altro se c'è un po' di febbre o se c'è qualche acciacchetto. L'idea di fondo è un'idea, da un lato, ansiogena, può essere una cosa grave, sempre. E questo nei numeri non è vero, perché mai come adesso siamo stati sicuri. Mai come adesso le malattie sono fastidiose, ma non gravi. E poi un altro aspetto è di risolvere subito il problema. La nostra natura biologica non risolve subito i problemi. Se io ho una tonsillite, anche se prendo la terapia, 2 giorni devo stare, 3 giorni devo stare ad aspettare che la cosa funzioni. Questo tempo è intollerabile. E qui casca l'asino,
perché poi la situazione in realtà ci danno i limiti lo stesso. Il dimensionamento dei turnisti è in base alla popolazione, in base a quella stima che si ha in quella popolazione di problemi seri. Se cominciamo a inondarla anche di problemi non seri, è chiaro che il servizio funziona poco, non solo, ma tutti questi problemi seri fanno da ostacolo a problemi importanti. Io sabato ho fatto la guardia a Oderzo, cioè c'è un punto di guardia pediatrica, su 30 visite effettuate che avessero i canoni di una prestazione non differibile, 2. La polmonite che ho visto ha aspettato un'oretta e mezza di essere vista perché c'erano tante stupidate prima. E questo può succedere anche di più in altre situazioni. Paradossalmente chi ha bisogno veramente di prestazione non differibile aspetta, ha un ostacolo ad averla, di fronte a una marea di cose non importanti. La febbre stessa non è una cosa che obbliga a pensare all'urgenza. Perché? Che preoccupa, diciamo. Il bambino salta a correre, c'è un po' di febbre, e allora perché deve essere visto subito? Aspettiamo un attimo, vediamo se sviluppa qualche sintomo che indirizzi verso problemi importanti, cosa rara. Però purtroppo da lì non si esce, cioè c'è questo aumento delle visite, ma anche negli ambulatori pediatrici noi notiamo ormai un aumento costante delle visite a fronte di una popolazione sempre più sana. Allora, è un problema. È un problema grande anche perché non si riesce a capire, come dice lei, che il problema nasce il sabato e la domenica, durante la settimana non ci sono questi numeri, qualcosa c'è che veramente preoccupa, forse sarà anche lo stress, sarà, non so, questa frenesia che si corre troppo, non si riesce più a ragionare a mente fredda come si faceva una volta, corriamo troppo, bisogna che ci fermiamo. Allora andiamo a vedere anche questo video del libro di Maria Dolores Secco, andiamo a vedere, poi lo commentiamo con Maria Dolores. Allora, perché questo libro e cosa racconta questo libro Maria Dolores Secco? Prego. Allora, io scrivo libri che trattano tematiche sociali sulle donne, ormai mi si conosce per questo. Catfish è nato, l'idea è nata dalla storia di un ragazzo che andò alle Iene, che si è suicidato per aver messaggiato per quasi un anno con una persona, si era costruito una relazione, si era innamorato di questa persona e quando poi ha scoperto che non era reale si è suicidato. E qui entra in gioco una violenza che non si sente spesso, che è il catfishing, cioè il crearsi una realtà diversa, un account finto nei social e intraprendere relazioni. Quindi io ho usato questa violenza che è poco conosciuta e ne ho scritto un libro. Su questa tematica abbastanza importante, secondo me, che si dà poco salto, soprattutto al giorno d'oggi che si usano tantissimo i social, ho voluto inserire quella che è la dinamica delle relazioni tossiche. Noi persone tendiamo a non voler lasciare andare per paura di perdere ciò che abbiamo già investito. Cioè io sono stata 10 anni con una persona, l'amo, l'ho amata tantissimo, ho investito tantissimo tempo, tantissime energie in questa relazione, l'amore è finito, però non riesco a lasciarla perché ci ho passato 10 anni. E quindi si crea questo loop di dipendenza che non è mai corretto, perché quando l'amore poi diventa dipendenza, quando un rapporto diventa dipendenza non è corretto, fa male a noi e anche all'altro. Parentesi, Maria Dolores, ma ci accorgiamo che è dipendenza e non vogliamo capire, cioè mettiamo la polvere sotto il tappeto, parlo alle donne vittime di questo, perché noi riusciamo a capire che c'è una violenza in atto, che c'è un possesso che non va bene, un rapporto che non è tranquillo, prego. Ci sono i segnali, ci sono, è impossibile vederli. Di certo
va sensibilizzata quella che è la nostra comunità, la società, su quelli che sono i segnali, perché purtroppo non si conoscono fino in fondo. Per esempio, adesso il numero di denunce fatte sono aumentate, però solo di denunce di violenze domestiche ce ne sono quasi 60 ogni 24 ore di denunciate. Chissà quante non ci sono di denunce quando ci sono i dati Istat che dicono che il 30% delle donne non ritiene una sbella una violenza, per cui bisogna informare correttamente la società di che cos'è una violenza, quali sono i segnali. Sì, però dottoressa, non è che facciamo come l'influenza, come ha detto lei, che andiamo tutti al pronto soccorso, adesso se un fidanzatino alza la voce o dice una parola, perché adesso all'improvviso è scoppiata sta roba, tutti che vanno a denunciare, tantissimi numeri, c'è qualcosa che non torna, perché veramente stanno passando dei messaggi devastanti, anche pericolosi. Secondo lei, dottoressa? Io penso che sia utile parlarne per modificare il costume mentale. Quando io ero piccolo era ritenuto normale che il marito desse un paio di schiaffoni alla moglie. Ho anche visto da piccolo a casa di coetanei che veniva ritenuto un fatto assolutamente normale. Oggi no, e già questo è un salto. C'è un'idea di fondo dove il rapporto non deve essere teso al rapporto di forza. Io sto con un compagno per condividere il compagno. Lo sento il compagno, condivido con lui e se lui non è d'accordo accetto che non sia d'accordo. Questo piccolo passaggio è per molti non è facile. Anche perché, possiamo dirla anche tutta, differenze di genere sono anche differenze fisiche. È facile per un marito picchiare la moglie quasi sempre. Viene in discesa, vediamo se lo fa, se la moglie ha la sua corporatura. E questo piccolo aspetto pratico è quello che poi incentiva spesso una certa violenza nel rapporto, anche involontaria. Se uno crede che sia legittimo dare una spintarella, uno schiaffone alla moglie, non è un violento secondo lui, e questo è il problema. Sì. Abbiamo il paradosso nordico, nei paesi della Scandinavia abbiamo una legislazione ferrea sull'argomento, però abbiamo lo stesso un aumento delle denunce rispetto a noi. Sono più violenti? No, loro denunciano di più perché manifestano di più il problema. Da noi una parte del problema è sommerso. E penso a realtà periferiche, in zone degradate soprattutto, ma anche nelle famiglie bene, tra virgolette, che una famiglia a volte, sappiamo poi da molte storie, che non è un tipo raccomandabile. Ripeto, ciò che viene facile è difficile cambiarlo. Pubblicità. E siamo col dottor Sebastiano Rizza, pediatra, e abbiamo Maria Dolores Secco, scrittrice per le donne vittime di violenza. Abbiamo visto anche questo libro, il video, poi ne parleremo. Dottor Rizza, ma questi bambini che sono così aggressivi da piccolini, anche a scuola, anche per strada, alle volte vediamo questi atteggiamenti, ecco, c'è qualcosa in famiglia che non va? Perché si fa fatica a capire tutta questa aggressività, Questa aggressività è anche una modalità appresa. Il bambino ci guarda, non segue a volte quello che gli diciamo, però come ci comportiamo lo vede e lo imita. Per cui mirare le mani e per cui avere un atteggiamento prevaricante, questo purtroppo a volte si impara già da partire dalle mura domestiche. Dove lo posso imparare un bambino dell'asilo o uno dei primi anni elementari? Quindi il gruppo c'entra meno, c'entra l'ambito da cui parte, che può essere un ambito che insegna a essere prevaricatori. Insegna a imporsi, a prescindere dall'altro. E la violenza fisica fa parte di questo. È una scorciatoia la violenza fisica. È un modo di predominare l'altro semplicemente con la forza. Il cavernicolo con la clava, quello lì. Quello è l'uomo che c'è in giro ancora. Sì, certo. Non ha più la clava, però adopera queste armi, anche delle volte queste armi invisibili, che è anche uno sguardo, una parola, un modo di comportarsi che veramente fa violenza alla donna che gli avvicina. E come lo dico io, basta. Chiuso. Si fa così, punto. Sono io che comando, sono io il padrone. Allora, Maria Dolores Secco, dura, e lei è anche una giovane donna, però si parlava col dottor Rizza,
Sì, andiamo avanti, diamo messaggi, panchine di tutto e di più, ma alla fine i femminicidi aumentano. C'è sempre qualcuno, come dice il dottor Rizza, che non vuole cambiare, che gli sta bene così e che se ne frega di tutto quello che lo circonda. Ecco, nella superficialità, ma soprattutto nell'arroganza e nel predominio di questa famiglia, perché poi ci sono i bambini, ci sono i figli anche di una certa età. Ecco, questa violenza che non si ferma, ma così vale anche per le stragi del sabato sera. Trovi sempre l'imbecille ignorante per strada che va via 200 all'ora nonostante il cartello che sia di 50 o di 70. Ecco, quelli come facciamo a combatterli che non vogliono sentire e capire? Prego, Maria Dolores. Beh, ma sinceramente è proprio un problema che ha alla base, perché il femminicidio, lo stupro, la violenza fisica importante sono alla cima del problema, sotto c'è tanto altro, e se noi non facciamo capire che ci sono azioni ben meno importanti, ok? Non importanti nel senso di gravità, ma che non danno comunque lo stesso risultato, cioè che uccidere una donna, ok? Se non facciamo capire che quei gesti sono già scorretti, non facciamo capire la gravità di questi, poi sembrerà anche meno grave il resto. Cioè, se noi non facciamo passare il concetto che fare catcalling per strada o palpeggiare una donna su un mezzo pubblico, piuttosto che mandarsi messaggi di contenuto esplicito, ok, senza il consenso, perché il reato di revenge porn è aumentato quest'anno e di molto, se noi non facciamo passare la gravità di questo, come possiamo pensare che un adolescente capisca la gravità di un gesto più estremo? Perché poi è tutto un concatenarsi. Cioè è normale che quando tu parli poi dici no, questo non lo fa, no, non lo farei mai, però cioè è grave anche mandare materiale non consensuale su una chat del cancetto piuttosto che su Telegram. E perché quello lo fai? Perché ridi? Perché quando fanno una battuta sessista davanti a te, a una donna, le mancano di rispetto, ridi? Perché quando vedi un tuo amico tirare una sberla alla sua compagna o mancarle di rispetto davanti a tutti, non fai nulla? Quindi se tu sei silente su questi aspetti, stai contribuendo al problema. Alla fine Speriamo anche, perché noi diciamo sempre i ragazzi, però qui sembra che ci sia anche una ragazza e allora la figura femminile. Andiamo a vedere cosa è successo a Maerne, che è stato vandalizzato proprio il simbolo delle donne, e sembra che ci sia anche una ragazza, sembra. A solo poche ore di distanza dai funerali di Giulia nella Basilica di Santa Giustina a Padova e dalle parole del papà Gino, qui in piazza 4 novembre a Maerne di Martellago è stata completamente devastata l'installazione posizionata in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Le scarpette rosse sparpagliate ovunque, la carta che ricopriva i cubi su cui erano posizionate strappata, la targa sulla panchina rossa scarabocchiata. L'opera era stata realizzata dalla Proloco di Martellago con tanto di flash mob realizzato dai bimbi delle scuole locali il giorno dell'inaugurazione. Ma i responsabili hanno le ore contate perché sono stati immortalati da una delle 100 telecamere posizionate dal comune. Alle 23:09 si vedono queste due persone, sembra una ragazza e un ragazzo che prima di fare questo gesto addirittura si sono fatti un video. Spero che questo video sia nei social, così riusciremo ancora prima a prenderli e poi a punirli. Il sindaco è determinato a trovarli, anche cercando in rete il video che potrebbero aver pubblicato. Voglio capire chi sono, appunto, per chiedere ma perché l'avete fatto, soprattutto a 2 giorni dal funerale di Giulia, di tutte le donne assassinate nel mondo. Veramente un gesto veramente crudele che non ha senso, soprattutto dopo anche le parole del papà di Giulia con quel testo che ha letto, dove dice che il passato sicuramente non si può cancellare, ma il futuro deve cambiare. Un gesto che fa male perché l'installazione rappresentava non solo il simbolo, ma il pensiero di una comunità. Dobbiamo partire a punire da questi piccoli, virgolettato all'ennesima potenza, gesti per poi evitare di rivedere sempre gli scenari che purtroppo stanno diventando troppo frequenti. Maria Dolores Secco, come commenta queste immagini? Ecco, sembra ci sia anche una ragazza, non andiamo mica fuori, Prego. Sono sconcertata
Però io capisco benissimo che purtroppo il sessismo colpisce anche le donne. Cioè, se noi pensiamo che il fatto di essere donne ci rende immuni da comportamenti sbagliati, sessisti o violenti, sbagliamo di grosso, perché anche noi donne possiamo essere sessiste e possiamo utilizzare quella che è una mascolinità tossica nei confronti di altre donne e anche nei confronti di uomini. Essere donne non ci dice per forza che siamo vittime, a volte possiamo essere noi stessi le carnefici, e questo è una dimostrazione, il fatto che si manchi di rispetto così tanto alla memoria, a un monumento, a parte che un monumento che non appartiene a loro ma alla comunità, quindi tu stai mancando di rispetto a tutta la comunità, ma stai mancando di rispetto, appunto, come ha detto il sindaco, alle vittime, a Giulia, ma proprio alla situazione. È impensabile un gesto del genere. Dottoressa, come commenta? Entra un po', come possiamo dire, anche nella sensazione di fare una bravata, una cosa diversa dal solito, che in qualche modo di cui possa vantarmi. C'è anche questo aspetto, tra virgolette, ludico della cosa che spesso l'adolescente utilizza. Non è solo una questione di non dare un significato eccessivo alla faccenda, nel senso di colpire il monumento perché non si è d'accordo con il movimento contro la violenza per le donne. Direi che è anche una cosa più stupida ancora, cioè due che si sono divertiti a sfregiare un monumento che la collettività aveva... Tanto è vero che hanno fatto anche il video. Aveva onorato, e questo, senza neanche cogliere gli aspetti simbolici della faccenda. Proprio una cosa, come possiamo dire, tipica degli atti violenti, la loro stupidità. La violenza è una scorciatoia per non ragionare. Dottoressa, ma lei che vede tanti bambini, tanti ragazzi, tanti genitori, che situazione vede dal suo osservatorio importante? Ma I io comportamenti vedo, soprattutto. I comportamenti adesso sono molto diversi da un tempo, c'è maggiore rispetto tra i coniugi sicuramente, e anche nei confronti del bambino. Si è meno violenti verso i bambini rispetto al passato, sia padre che madre. E quindi in linea di massima non vedo male la cosa, vedo le prospettive future migliori di quelle attuali. Quello che stiamo pagando è anche quello di generazioni precedenti alla nostra. Sì. Se noi similiamo bene, quelle future dovrebbero fare meglio. È già successo sotto molti aspetti. Già il solo fatto che se ne parli con questa chiarezza, è un fatto nuovo rispetto semplicemente anche a 10-20 anni fa. Maurizio, ciao Maurizio, in linea. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, io vorrei dire una cosa a riguardo della dottoressa che ha detto cose molto molto interessanti. Allora, dottoressa, per quanto riguarda su questo argomento che da giorni se ne sta parlando dopo la morte della ragazza Giulia, eccetera, allora io dico una cosa, non bisogna scaricare sempre la colpa al patriarcato. Il patriarcato, io diciamo la mia generazione siamo cresciuti col patriarcato, non è il patriarcato, allora bisogna dire le cose come stanno. Allora, sono i genitori, i ragazzi che fanno queste cose, vengono su tramite i genitori e le famiglie come li inquadrano, ok? Allora, se la famiglia, ultimamente come sto vedendo, le famiglie si stanno allontanando dai figli, li lasciano abbandonati, è certo che si crea un mondo un po' controverso rispetto a quello che noi della mia età già andavamo a giocare a pallone, si faceva tanta socialità, eccetera. Cioè, voglio dire, questo è il discorso. Però non bisogna scaricare sempre la colpa, puntare il dito, no, l'uomo è così, l'uomo è cattivo, il lupo cattivo. No, perché stiamo passando un bruttissimo, attenzione, si ricordi dottoressa, sta passando un bruttissimo messaggio, ok? Perché ci sono anche donne 70.000 tanto che sono all'interno della malavita giù in Sicilia e questo non se ne parla, ok? Fanno omicidi e sono in mezzo alla droga e tutto quanto, Attenzione perché sono praticamente donne di famiglia con un punto di riferimento forse più alto rispetto a quello che è. Attenzione, perché bisogna anche dire queste cose qua. Comunque, parlando col professore, voglio dire anche che Mirella, come ho detto appena adesso alla dottoressa,
Il bambino o il ragazzo, se cresce in una famiglia, come posso dire, con i genitori cattivi, è chiaro che il bambino, adesso mi spiegherà il dottore, è chiaro che il bambino diventerà cattivo. Ecco, va bene, allora io con questo discorso aspetto risposte dalla dottoressa e dal professore. Mirella, vi auguro una buona giornata a tutti. Grazie Maurizio, prego Maria Dolores, poi sentiamo il dottor Rizza. Secondo me c'è un'idea di cosa è il patriarcato. Non si è capito fino in fondo cos'è il concetto e secondo me non si è neanche capito, nonostante abbiamo cercato gli attivisti di spiegarlo in tutte le maniere, i discorsi possibili, che c'è la differenza tra colpa e responsabilità. Non stiamo dicendo che tutti gli uomini sono cattivi, non stiamo dicendo che tutti gli uomini sono assassini e non stiamo dicendo che sono stupratori o quant'altro. Stiamo dicendo che c'è una responsabilità collettiva però. Quindi c'è la colpa dell'assassino, c'è la colpa dello stupratore, ma noi come società cosa stiamo facendo per cambiare le cose? Adesso noi siamo qui e abbiamo detto fino adesso che obiettivamente la società sì, sta facendo qualcosa, ma è ancora troppo poco, perché sennò non ci sarebbero tutti casi di femminicidi o quant'altro, come ieri è stata violentata una ragazza perché le luci a Milano erano spente per risparmiare corrente. Per cui queste sono tutte piccole cose che non avverrebbero se la nostra società fosse educata nella maniera corretta. Questo non vuol dire, ripeto, che tutti gli uomini sono cattivi. Dobbiamo fare un distinguo tra le due cose. E mi dispiace che questo messaggio non arrivi, perché secondo me l'aiuto e il sostegno degli uomini in questa battaglia è essenziale, è fondamentale per un cambiamento. Bisognerebbe essere alleati piuttosto che nemici, perché non c'è un vinto o un vincitore in realtà. C'è sofferenza, appunto, non ha senso farsi la guerra, e il termine patriarcato non è, ecco, odiamo gli uomini, cioè colpa degli uomini, è proprio un modo in cui è cresciuta la società dove appunto l'uomo è privilegiato, e questa non è una scorrettezza intellettuale non accettare che ad oggi l'uomo è avvantaggiato nella nostra società. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Un saluto ai tuoi ospiti. Ci vorrebbe, quando una relazione affettiva tra fidanzati o sposi si sta inclinando o da una parte o dall'altra, una immediata sincera confessione alla controparte per vedere se si può salvare l'unione o è meglio che ognuno vada per la sua strada. Anche nel caso di Giulia Cecchettin, che non si era accorta che il fidanzato aveva un affetto morboso, eccetera, doveva, secondo me, essendo di poi, eventualmente parlarne con lui, il che non sarebbe forse servito a granché perché lui era ossessionato da questa cosa. Se no lasciarlo immediatamente o rivolgersi a chi poteva darle una mano, che invece la sua ingenuità, la sua bontà, anche se era una ragazza intelligentissima, le è costata la vita, ecco. Non so cosa ne pensino i tuoi ospiti, vi ringrazio. Grazie Livio, allora cominciamo a rispondere col dottor Sebastiano Rizza. Prego dottor Rizza. Allora, prendiamoci il discorso del patriarcato. Io sono un medico pratico, guardo le cose pratiche. Il diritto d'onore è stato abolito nell'83. La patria potestà è stata sostituita dalla potestà congiunta sui figli nell'86. Prima cosa succedeva? Che il capofamiglia decideva. Quello che abbiamo detto prima, si fa così, punto. Punto, ma decideva anche dal punto di vista giuridico e legale. Tutto, sulla famiglia, sulla gestione dei figli e quant'altro. Caspita, era una cosa ben diversa da quella attuale. Quindi il discorso sono anche donne violente, cioè, per carità di Dio, però in linea di massima chi fa la violenza alle donne sono gli uomini. Se c'è un problema riguarda l'uomo, riguarda il suo modo di rapportarsi nella relazione, che ripeto, gli viene un po' discesa a essere violento, anche perché a livello legislativo, insomma, qualcosa in più si potrebbe fare.
in termini repressivi del fenomeno. Uno stupro presuppone che una venga anche sequestrata e tutta una serie di cose. Ci sono tutte le aggravanti del mondo in questo tipo di comportamento. Anche il dibattimento, come viene attualmente, penalizza più la vittima che non l'aggressore. Sono tutte cose a cui si potrebbe rimediare già a livello legislativo. Come dire, ci sono troppe denunce, ce ne sono troppo poche, ce ne dovrebbe essere di più, perché ci dovrebbe essere maggiore sensibilità anche degli inquirenti al riguardo. Io sono rimasto scandalizzato da una denuncia fatta dalla studentessa palpata dal bidello, che è stato assolto perché il palpeggio durava meno di 10 secondi. Giudice donna? Ecco, giusto per dirla tutta. Tanto per dirla tutta. Quindi c'è anche un aspetto che dovrebbe riflettersi in una maggiore sensibilità legislativa e anche degli organismi inquirenti. Lo stalker andrebbe, secondo me, andrebbe seguito di più, represso di più, perché altrimenti non lo farebbe. Voglio vedere io in alcune situazioni se ci fossero delle aggravanti, delle penalità importanti, se molti continuerebbero a farlo. Non deve essere facile farlo, non deve essere più facile come adesso, al di là di tanti ragionamenti. Io parlo da medico pratico. Poi riguardo la cultura riguarda il rispetto per l'altro. Qui il genere viene visto come mezzo per prevaricare, ma c'è questo anche a livello della società. 2 impiegati, maschio e femmina, prendono stipendi diversi in molte situazioni. Il salario diversificato in base al genere è ancora presente. E anche l'occupazione femminile è molto più bassa di quella maschile, una delle più basse in Europa. Sono tutte cose che richiedono interventi strutturali, in base al fatto che si è uguali come diritti. Anche perché questa aggressività viene anche all'interno della scuola, è permesso essere aggressivi all'interno della scuola, al massimo è una bravata, oppure arrivano i genitori con l'avvocato e capite che veramente non ne andiamo fuori se qualcuno riesce a capire, specialmente su certi ambienti, come ha detto giustamente il dottor Rizza, sia durante le ore di lavoro, che può essere scuola, l'ufficio, la fabbrica, ci vuole il rispetto dell'ambiente che vivi, perché c'è la comunità in quell'ambiente. Allora, come ci saluta dottor Maria Dolores Secco, vediamo anche le immagini del libro che ha appena descritto. Prego, cosa vuole dire? Che appello vuole fare? No, intanto vorrei ringraziare il dottor Rizza per le cose interessantissime che ha detto. È stato molto bello sentire da parte di un uomo questi commenti e sentire un appoggio. Grazie, prego dottoressa. E ringrazio per essere stata qui. E dico solo che, come ha detto anche l'altro, un signore che ha telefonato, che quando c'è qualcosa che non va bisogna allontanarsi. Quando il rapporto non va bisogna concluderlo. Non è solo amore e rispetto verso l'altro, ma soprattutto amore e rispetto verso noi stessi. Ci sentiamo sempre dire che per amare qualcuno bisogna amarsi per primi noi. In realtà dobbiamo amarci prima noi, punto. Non dobbiamo amarci in funzione di terze persone. Dobbiamo amarci bene. Esatto, sia vittima che oppressore, perché l'oppressore secondo me non si vuole abbastanza bene per arrivare a fare ciò. Abbiamo Alessandro in linea, poi salutiamo anche il dottor Rizza. Vai Alessandro. Pronto? Alessandro? Sandra, non Alessandro. Sandra? Sandra? Non sento. Niente, c'entra niente. Allora, dottor Rizza, come ci saluta? Ecco, che appello vuole fare lei invece a questi genitori che si allarmano facilmente, che sono troppo premurosi a volte? Di pensare positivo, di ricordarsi che siamo mai come adesso sani. Abbiamo malattie gravi, poche, sono malattie della vecchiaia spesso. La vecchiaia ormai si parla dopo di 80 anni, parliamoci chiaro. E quindi di non pensare che ogni disturbo nasconda un'insidia e di portare pazienza, perché a volte i disturbi, qualunque cosa facciamo, hanno il loro decorso. Il tempo, purtroppo, in tempi biologici, non è quello del digitale. Ricordare questo, per quanto riguarda l'aspetto proprio bambini. Grazie anche al dottor Sebastiano Rizza, pediatra. Ancora grazie a Maria Dolores Secco che ha presentato questo bellissimo libro. Leggetelo. Grazie, pubblicità.
altri due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Maurina Sessero, sindaco di Fontanelle, primo mandato civica, un'altra donna che si è messa con la bicicletta, non è scesa in politica, è salita, perché bisogna salire, non scendere in politica. Una bella salita. Ecco, non so che se sale o che scende, indovinate chi abbiamo. Mesi che corrodrio, Mirella domani, dopodomani, fra una settimana, perché è impegnatissimo, ma lo capiamo, e abbiamo Nicola Fingo, collegato con noi, vicepresidente Consiglio regionale Lega, dico bene? Dici bene Mirella, buongiorno a te. No, non so più ormai, mi chiedo perché non vorrei sbagliare, perché c'è un po' di nebbia anche nella Lega, qua bisogna che chiariamo Finco com'è la situazione. Allora partirei proprio dalla sindaca, da Maurina Sessero, perché come dico tutte le mattine, siete il punto di riferimento, non ne abbiamo altri, neppure la regione, Finco lo sa benissimo, neppure le province, perché non si riesce a capire se ci sono, se non ci sono, ogni tanto le vedi, ma ad esempio abbiamo sentito anche ieri su temi importanti che riguardano i cittadini, ad esempio su questo bonus caldaie che c'era e nessuno sapeva niente. Allora c'è qualcosa che non va, però la porta del sindaco quasi sempre si apre e se non si apre la porta lo troviamo per strada e si ferma. È così o non è così? Ma la coperta è cortissima. Prego. Buongiorno a tutti intanto e grazie ovviamente di questa possibilità e dell'invito e saluto anche appunto il consigliere regionale. Sì, è vero, io da 1 anno e mezzo che sono appunto sindaco del comune di Fontanelle ed effettivamente è un bel impegno che dà delle grandi soddisfazioni perché come dico si imparano tante cose, si conoscono tante persone e si aumenta il proprio bagaglio di conoscenza perché ovviamente si opera in ogni settore. E oggi è vero, è la realtà più vicina al cittadino, è la porta che il cittadino sicuramente va a cercare, a bussare per primo per avere delle risposte e un po' in tutti i settori, dal sociale che oggi ovviamente è un settore molto importante a quello che può essere dell'edilizia, della scuola, della cultura e quindi sicuramente e si cerca ecco, di essere il più vicino possibile, di dare delle risposte, andare incontro laddove magari appunto poi non ne trova da parte di altri enti oppure in altre porte. Ecco, questo non perché gli enti non funzionino ma oggi, come si diceva anche prima dietro le quinte, la burocrazia è davvero impegnativa, è sempre più importante, quindi molto spesso i vari processi si allungano e trovano risposte magari piuttosto tardi. Allora, io intanto direi veramente che sono contenta di Nicola Finco perché ha portato alla luce uno dei temi scottanti che sono le risorse che hanno le famiglie che non ce la fanno più. Voi spiegatemi con uno stipendio sindaco o sindaca di 1.000-1.200 euro al mese pagare un asilo di 400 euro al mese. Se non è l'asilo è la babysitter, non tutti hanno la fortuna di avere i nonni, purtroppo dico io magari, e soprattutto capire che forse le esigenze, come dice Finco, non per fargli una sviolinata, sono altre del paese. Non è il ponte di Messina, non è la pista da bob, non sono le cattedrali nel deserto, sono servizi alla persona, supportare le famiglie che sono in grossissima difficoltà. Io ho un banco solidale, Finco lo sa, perciò oggi noi siamo là, ho dovuto andare a fare la spesa, nel vero senso della parola, per dare una borsa dignitosa perché anche dai banchi nazionali non arriva più niente, latte pochissimo e sono alimenti di prima necessità. E 5 per 1000 ad esempio Finco che deve ancora arrivare, non so se arriva in questi giorni ma fino all'altro giorno non è arrivato e sono soldi nostri, lo prego dire a Salvini per cortesia o a qualcun altro che sto 5 per 1000, siccome sono i cittadini che lo danno alle associazioni per aiutare, lei lo sa che io facevo questo, a Babbo Natale sto anno noi l'assegno perché non si arriva al 5 per 1000. Allora Finco, cosa sta succedendo? Ma dove vanno a finire tutti i soldi che noi versiamo bene o male? Perché non c'è trasparenza su questo. Ho citato il 5 per 1000 per dare un esempio, ma come dire, se vuoi ancora all'inizio dell'anno scorso e non li abbiamo, cosa sta succedendo? Ecco, l'aiuto alle famiglie lo ringrazio. Prego Nicola Finco. Adesso questi sono soldi che gestisce direttamente lo Stato e sappiamo benissimo che lo Stato ha un sistema molto frazzinoso, quindi figuriamoci. Insomma, No, fermo Finco, no, fermo subito. Il governo, lo Stato siamo noi. Noi li avremo già i soldi, il governo Finco, Stato siamo noi.
No, hai ragione, però tanto siamo noi, però siamo governati da una miriade di burocrati che purtroppo fanno quello che... Comunque, al di là di questo, la battaglia che ho fatto la scorsa settimana, che dopo insomma diciamo è stata anche da alcuni giornali, no, un po' colorita, come no, la polemica uno contro l'altro, non è una questione di polemica, è che insomma io sono qua in Regione del Veneto da diversi anni e il tema della famiglia, degli anziani, dei giovani, degli asili nido l'ho sempre portato avanti. Ho fatto una semplice cosa, cioè so che con la nuova programmazione comunitaria, che sono i fondi che arrivano alle regioni da parte dell'Unione Europea, con l'ultima programmazione il Fondo Sociale Europeo può essere destinato anche per interventi di tipo sociale. E siccome insomma, questa cosa l'avevo chiesta in commissione, mi era stato detto da qualche dirigente che non era possibile utilizzare i fondi europei per interventi di tipo sociale, ho fatto delle semplici ricerche e ho trovato che altre regioni d'Italia utilizzano queste risorse, ad esempio per abbattere il costo delle rette degli asili nido, e ho deciso di presentare un emendamento che dopo è stato l'emendamento, no, che ha creato diciamo, un'ora di sospensione in Consiglio regionale, perché l'emendamento era concordato, dove chiedevo semplicemente di utilizzare una parte del Fondo Sociale Europeo, che in Veneto cuba 1 miliardo di euro per 7 anni, quindi destinare una parte di questi soldi, che gran parte oggi sono destinati alla formazione professionale, per interventi di tipo sociale. E questo è sembrato quasi uno scandalo, no? Perché l'ho proposto, però alla fine tutti quanti l'hanno votato all'unanimità. Perché io adesso sono padre da un anno e mi rendo conto, no, di quelle che sono tante difficoltà che hanno le famiglie, ma so anche delle difficoltà di chi ha un anziano in casa di riposo piuttosto che da accudire a casa. E effettivamente, ad esempio, ho preso la partita degli asili nido perché oggi un figlio all'asilo nido ti costa tra i 400 e i 500 euro. In Veneto gran parte delle strutture che abbiamo sono strutture private, abbiamo le scuole paritarie, quindi difficilmente anche i comuni, perché abbiamo qualche realtà dove il comune fa una scontistica sull'asilo nido pubblico, ma per quello che riguarda l'asilo nido privato, i privati non ti fanno scontistiche. Allora ho detto, siccome una delle maglie nere della nostra società è la denatalità, abbiamo sempre meno figli, siamo passati dagli 80.000 degli anni 60 ai 30.000 del 2022, cioè oggi il Veneto ha una media di 30.000 nati all'anno, quindi veramente una miseria per una regione che ha quasi 5 milioni di abitanti. Uno dei problemi principali qual è? Ovviamente sono tutti i servizi per la prima infanzia e il problema delle donne, cioè l'alternanza famiglia e figli, quindi tante donne devono rinunciare al proprio lavoro per accudire i figli e viceversa. Allora senta Finco, scusa una parentesi, sì. Però la Lega non è che non sia mai stata al governo o è al governo adesso, e questi problemi anche di disparità di stipendi da parte delle donne nello stesso lavoro non è che sia da adesso, perché si passa sempre il cerino, lo dico a lei, lo sa Nicola Finca, ma parlo ai partiti in generale, cioè qui si continua a passare il cerino, è colpa mia, è colpa tua, è colpa sua, però noi rimaniamo sempre ferme, da là non ci spostiamo. Per fortuna sono nate le quote rose, questo uomo ha capito che forse deve inserire le donne, se no non sarissimo neanche là, beate le quote rose dico io, anche se a qualcuno dice non servono, sì benissimo, così non ci saremmo neppure, non so se il sindaco è d'accordo, però finché non risolviamo il problema. Non risolviamo, asili non ne abbiamo, residenze per anziani non li abbiamo, costi altissimi, stipendi bassissimi, più bassi d'Europa, e qua continuiamo a parlare da pista da bob, del ponte di Messina, di infrastrutture mega, dopo vedremo i treni su una corsia, cioè Finco. Ma vuole dirlo a qualcuno per cortesia che l'ascolti anche su questo tema? Che Cristo. Però Mirella, non è che un investimento deve escludere un altro tipo di intervento, perché secondo me, cioè, voglio dire, non è che perché portiamo a casa le Olimpiadi dobbiamo rinunciare a qualcos'altro. Però siccome, come ti spiegavo prima, ci sono a volte anche gli strumenti per andare incontro a determinate esigenze, si tratta solamente di fare delle scelte politiche, magari finanzia un po' meno la formazione professionale e finanzia di più magari le famiglie e gli interventi di tipo sociale. Quindi voglio dire, a volte anche i soldi ci sono, dipende però dalle scelte politiche che si fanno. Poi il ponte di Messina è utile o non è utile? Fa parte della rete infrastrutturale italiana e voglio dire, all'interno di un paese ci sta che si cresca anche da un punto di vista infrastrutturale. Però quello che noi non dobbiamo dimenticare, e un esempio noi ce l'abbiamo con la Germania, perché la Germania nei primi anni 2000
viveva la stessa situazione che noi oggi abbiamo in Italia, cioè una forte denatalità. Hanno deciso politicamente di investire grandi somme di denaro su tutto il sistema della famiglia, quindi dal bambino fino all'anziano, e in questa maniera hanno creato un sistema di welfare che dà un'attenzione particolare a chi ne ha bisogno, e oggi, dopo 20 anni, fortunatamente la Germania ha invertito la rotta. Noi oggi possiamo continuare a parlare di PIL, di economia, di crescita, di tutto quello che vogliamo, ma da qua a 20 anni dovremo parlare di decrescita, perché se noi non abbiamo più i ragazzi che crescono, che fanno grande la nostra società, che lavorano, che pagano tasse, chi fra 20 anni andrà a accudire i nostri anziani, chi fra 20 anni pagherà le tasse, chi fra 20 anni andrà a lavorare all'interno delle nostre aziende a far crescere il PIL di questo paese? Cioè, è questo uno dei temi principali per i quali io mi batto da tempo, perché non è una questione che riguarda l'oggi per il domani, ma è una questione che riguarda il futuro della nostra società. Allora andiamo a vedere, siccome il tempo è tiranno, Finco, andiamo a vedere questo emendamento asili, così lo capisce bene anche la sindaca che abbiamo in presenza, per capire cosa ha deciso di fare Finco. Poi ha detto, tutti l'hanno approvato, vorrei vedere che qualcuno lo avesse approvato. No, Finco, perché sa a parole dire no, ma quando devi firmare, che poi sappiamo che qualcuno non ha firmato questo emendamento sugli asili, la serie sta dura per qualcuno. Prego, andiamo a vedere e poi sentiamo il commento della sindaca. Siamo passati dagli 80.000 nati degli anni 60 ai 30.000 del 2022 e i dati ci parlano chiaro. I bambini dai 0 ai 2 anni, solamente il 33% di quelli nati in Veneto può accedere agli asili nido, sia perché ci sono pochi asili nido, ma anche e soprattutto perché le rette sono troppo elevate. Parte da qui, da questo dato di fatto oggettivo, il percorso che ha portato a recuperare milioni di euro per le famiglie del Veneto che hanno bambini piccoli, per chi si trova in difficoltà con le rette dell'asilo e per combattere la denatalità in un periodo in cui le nascite sono ai minimi storici. Abbattere quelle che sono le rette per gli asili nido attraverso l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo. È un fondo che fino a qualche anno fa, con la vecchia programmazione, veniva utilizzato prevalentemente per la formazione professionale. Oggi l'Unione Europea ha già autorizzato diverse regioni italiane a utilizzare questi fondi proprio per degli interventi diretti a sostegno delle famiglie. Un esempio su tutti è quello della Toscana, che con il medesimo procedimento dà alle famiglie oltre 500 euro al mese per ogni bambino, addirittura fino a luglio. Il provvedimento, basato quindi su evidenti necessità e incardinato su solide basi di finanziamento, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio, ma non sono mancate tensioni durante la discussione in aula. C'è stato un dibattito acceso durante le fasi di approvazione di questo emendamento, perché mi era stata contestata la non condivisione di questo provvedimento. Ovviamente la mia non è stata la volontà di non condividerlo. Io durante il fine settimana mi sono studiato le delibere, i documenti delle altre regioni e quindi ho presentato lunedì questo importante provvedimento. C'è anche chi ha letto in questo confronto una spaccatura tra Finco e la sua stessa maggioranza, ma ecco la risposta del consigliere. Esercito il mio ruolo di consigliere da sempre. Tutti i miei interventi che ho fatto nel corso di questi anni sono sempre stati interventi a sostegno del nostro territorio, dei nostri servizi, ma soprattutto anche delle famiglie in difficoltà. Penso di aver sempre lavorato bene, tanto è vero che i cittadini mi hanno sempre riconfermato perché il mio dovere l'ho fatto. Se poi a qualcuno non va bene mi dispiace, però alla fine, ripeto, quello che conta sono i fatti. Veramente, intanto, per aver portato a casa questo emendamento che tutti hanno firmato. Cosa dice, sindaca, al nostro Nicola Finco? Lei anche mamma, è stata mamma anche di bambini, adesso sono diventati grandi, però sì. La difficoltà di portare avanti anche se non hai situazioni che ti supportano in famiglia, perché bisogna dire anche questo. Prego. Sì, sicuramente oggi avere delle istituzioni, quindi delle scuole all'interno dei propri comuni, a partire proprio dagli asili nidi, è importante perché è un servizio che viene dato alla cittadinanza. Le famiglie sono sempre meno numerose, quindi molto spesso i nonni non sono più liberi, perché magari stanno anche lavorando pure loro, quindi non sono liberi di accudire i figli dei propri figli, quindi i nipoti, pertanto c'è la necessità anche nei piccoli comuni di avere queste scuole, questi asili. Noi a Fontanelli abbiamo la fortuna di avere un asilo nido che funziona anche molto bene, che ad oggi conta una trentina di bambini, non solo del comune, ma anche che arrivano dall'esterno e sicuramente, come diceva anche il consigliere,
le rette, il costo non è basso e quindi non è abbordabile sicuramente a tutti, ma grazie anche a contributi che arrivano dalla regione e da enti esterni si riesce un attimo ad abbassarla e a renderla in qualche modo anche appetibile, anche con contributi che vengono dati dal comune. Nel bilancio nostro è sempre inserita la voce dei contributi dati a quelle famiglie che scelgono appunto l'asilo nido comunale. Abbiamo poi la fortuna di avere anche 2 asili paritari, quindi della parrocchia paritari, e quindi insomma siamo ben strutturati a livello di scuole. I nostri bambini hanno sicuramente la possibilità di frequentare nel comune queste scuole dell'infanzia. Funzionano anche molto bene. Quindi da questo punto di vista siamo fortunati. Certo, oggi, come diceva lei all'inizio, le famiglie hanno una preoccupazione in più, che è quella di arrivare a fine mese. La vita post-Covid, mi sento di dire, è aumentata. In ogni settore stiamo appunto vedendo degli aumenti, lo vediamo anche nel comune per una semplice opera pubblica, dove il prezzo è lievitato in questi ultimi anni, e quello che si pensava prima di riuscire a fare con poco, oggi invece purtroppo costa, è raddoppiato se non di più. E come si diceva, la coperta è sempre corta, quindi non sempre si riesce a realizzare quello che si è programmato o che si vorrebbe dare ai cittadini, e quindi questo si riflette anche nelle famiglie, la difficoltà di arrivare a fine mese e quindi la difficoltà di dare anche ai figli quello che si vorrebbe dare, in primo luogo l'istruzione, e quindi ci si trova molto spesso proprio a capire che cosa si può fare, se si può accedere ad un asilo piuttosto che a un altro. Benvengano emendamenti o comunque aiuti che arrivano anche da enti esterni, dalla regione e dal governo, al quale ovviamente si auspica e si cerca sempre di avere la massima collaborazione e la massima attenzione. Io spero che queste voci dei sindaci, perché sono loro in prima fila, anzi hanno fatto anche squadra, rete, si sono uniti, cosa importantissima, forse se fossero più ascoltati, ecco, perché veramente sanno i problemi del territorio. Finco, forse ecco, è questo che anche quando si riesce ad avere una carica importante, si arriva a Roma, si dimentica del territorio, dei problemi di questo territorio. È un territorio anche fragilissimo, io ospiti illustrissimi, me ne vanto di questo, dove che dicono attenzione perché è un territorio fragile, dalla montagna alla pianura, perché abbiamo una fragilità di sottosuolo che fa spavento e qualcuno non se ne rende conto. Ecco, siamo anche stanchi di avere i faraoni, sa Finco, che si fanno le cattedrali, chi la fa più grande, più bella, perché quella piccola è venuta bene, ne faccio altre sempre di più. Io ho dei problemi veramente, lei lo sa che non le racconto storie, veramente di aiuti alle famiglie che non ne veniamo fuori, non ci sono case, come dicevo prima, a parte le strutture fondamentali, non ci sono neanche case, si fa fatica a costruire per le famiglie, per i giovani che non trovano appartamenti anche per studiare, le università. Ecco, l'obiettivo della politica vorrei capire, Finco, con lei è tanti anni che è in politica. Mi scusi una domanda, ma il Presidente Zaia è il terzo o il quarto mandato? Perché ho perso il conto, perché ce n'era uno, poi non c'era la legge, poi ce ne sta. Quant'è lei che veramente ha vissuto tutto il percorso? È il terzo o il quarto? Questa è la terza legislatura. Terza legislatura, no, perché veramente avevo perso, c'è una confusione, qua prima sì, dopo no, altre regole. Ecco, qual è l'obiettivo della politica attuale? La politica che vede il governo anche la Lega, con Fratelli d'Italia, Forza Italia, primo governo, primo premio Fratelli d'Italia, cosa impensabile fino a pochi anni fa, eppure è successo. Prego, Finco. Ah, guardi, gli obiettivi della politica dopo dipende, no? Se è a livello locale o a livello nazionale, però sta di fatto che oggi bisogna anche essere onesti e parlare ai cittadini della situazione nella quale si trova il Paese. C'è una situazione estremamente difficile dal punto di vista economico, comunque negli ultimi anni sono stati buttati all'aria miliardi di euro su vari tipi di iniziative, e oggi, al di là delle promesse che qualsiasi componente politica può fare durante la discussione di una finanziaria, ci troviamo di fronte a un Paese che ha bisogno di veramente una serie di riforme strutturali da una parte, ma anche di ristrettezze economiche, perché non ci sono i soldi, cioè questa è la realtà, non ci sono i soldi e quindi di conseguenza bisogna fare delle scelte strategiche. Oggi vediamo che il governo è impegnato su più fronti e sono in difficoltà comunque nel chiudere la legge di bilancio, tanto è vero che la stessa Premier ha detto nessun tipo di emendamento, perché sa benissimo che se si apre lo scontro in aula viene fuori la fine del mondo.
Però dobbiamo, ripeto, essere onesti nel dire che non sono periodi da elargire mance e mancette, ma sono periodi di ristrettezze purtroppo economiche. Dopo, che la politica possa fare determinate scelte, e questo lo vedremo insomma nelle prossime settimane, cosa deciderà il governo nazionale, tutto è possibile. Però secondo me in questo momento, cioè, l'unica cosa da fare ovviamente è mantenere il paese in equilibrio e aiutare quelle che sono le fasce più basse della nostra società. Specialmente le fragilità, Finco. No, ma infatti queste sono le preoccupazioni maggiori, ma che sono le stesse preoccupazioni che poi abbiamo anche a livello locale, sia nel caso di una regione ma che di un comune. In questo momento qua tutti vorrebbero realizzare delle opere pubbliche o lasciare il segno, no, su qualcosa di importante, però oggi l'investimento fondamentale che dobbiamo fare è sul sociale, in tutti i campi, sociale e sanità, che è quello è un altro settore dove... Altro settore dolente, altro settore. Abbiamo Rino da Rovigo. Ciao Rino. Niente, ho ascoltato adesso quel discorso dei ragazzi, cioè dei bambini che pagano 500 euro al mese per portarli all'asilo. Allora, specialmente noi qua nel Veneto siamo la zona che viene pagata meno possibile. Se tu vai in Lombardia, tu vai in altri posti, i stipendi sono tutta un'altra cosa. Come fa una famiglia che c'è una persona che lavora, prende 1.200 al mese, pagare il posto perché tengono il bambino? Ci dovrebbe essere un bonus, ci dovrebbe essere qualcosa che aiuta. Penso, mi sbaglierò, io non ho figli per cui no, però sento famiglie anche a Rovigo che fanno fatica ad andare avanti, cioè vedono anche tanti mettono sulle strutture dove c'è 4-5 bambini, che c'era anche qua vicino a casa mia, purtroppo l'hanno già chiusa. Con discorsi di universitari ci sono affitti che non ce la fanno, anche questi sono affitti di 1.200-1.300 e sono fortunati che sono in 2 o 3 persone che si dividono l'affitto. Le spese. C'è un paese qua vicino a casa mia dove abita mia sorella, che avevano chiuso la scuola asilo. Adesso la parrocchia sta aiutando con fare beneficenza, fare roba per aprire l'asilo e per fare sulle camere in più scuole camere per universitari, per mettere in tasca noi, per aiutare la parrocchia che vada avanti, altrimenti le cose non vanno bene. Allora ti saluto, buona giornata. Grazie Carolino, grazie, mi fa piacere sentirti. Allora, come commentiamo, Sindaca, queste parole? Ecco, questi sono le cose che hanno bisogno le famiglie. Questo è quello che vive e respira ovviamente la nostra gente. Come si diceva prima, è vero, tutto è aumentato e quindi di riflesso la famiglia si trova a pagare di più con uno stipendio che sicuramente è rimasto quello di tanti anni oramai, e quindi far fronte a tutte le esigenze e le spese che la famiglia richiede davvero è difficile, e me ne rendo assolutamente conto. E anche per noi comuni la coperta comunque diventa corta, quindi se un sindaco, un'amministrazione vorrebbe da un lato sicuramente aiutare soprattutto le frange più fragili e che hanno insomma più bisogno, vorrebbe sicuramente aiutarle, dall'altro ci troviamo ovviamente a fare i conti con il bilancio e quindi con le risorse che ha un comune. Gli aiuti non mancano perché appunto, come dicevo poc'anzi, anche per l'asilo nido il nostro comune eroga comunque dei contributi, dà dei soldi, degli aiuti, per quanto ovviamente questo sia possibile, che aggiunti poi a dei contributi che arrivano anche da enti esterni vanno a ridurre quella che è sicuramente la retta, per esempio parlando di asili, la retta che si deve pagare per un asilo. Sicuramente non è mai troppo, perché ovviamente rimane comunque sempre piuttosto alta, ma è un aiuto che arriva. Anche la gestione
gestione di un asilo oggi è una gestione che richiede tante risorse. Le insegnanti ed educatrici, insomma, sono insegnanti che devono essere pagate e ovviamente gli stipendi hanno un loro costo, il mantenimento della struttura, quella che è poi la mensa all'interno, quelle che sono le attività, i laboratori, magari la didattica che si vuole fare, tutto ha un costo molto elevato che ovviamente poi si va a riversare. Cos'è che la preoccupa di più, Sindaco, in questo momento, in questo dicembre terribile, dove anche i riscaldamenti, speriamo che non venga molto freddo, ma veramente io ho avuto la fede del consumatore che ha detto guardate che molte persone rimarranno al freddo, non avranno la possibilità di riscaldarsi. Ecco, gli giunge questo? Sì, allora le paure ovviamente sono sempre tante, si cerca sempre di guardare e di leggere le cose anche positivamente. Oggi c'è anche un po' di, chiamiamolo terrorismo, quindi si parla sempre un po' in negativo di tutto ciò che accade, dovremmo invece un po' anche parlarne più positivamente e quindi essere più positivi di fronte alla vita, a quello che ovviamente ci si presenta. Con questi soldi che hai in tasca, Sindaco, certo, è un po' difficile essere positivi. Ovvio che poi, ovviamente facendo sempre i conti con quanto si ha nel portafoglio, è ovvio che la si vede sempre in maniera triste. Certo, l'occhio di attenzione come amministrazione è sulle persone fragili, sulle persone sole, magari quelle persone che pur vivendo appunto solitarie, da sole, magari anche in situazioni di povertà, non hanno magari il coraggio di venirsi a denunciare la loro situazione e quindi a farsi aiutare, a farsi soccorrere. Quindi l'attenzione massima dal nostro punto di vista è proprio verso queste persone più fragili che speriamo sempre di intercettare il più possibile per poterle appunto aiutare, soprattutto in momenti difficili dove appunto il riscaldamento si sta aumentando, insomma, i costi del riscaldamento, dell'illuminazione, dell'energia, eccetera, quindi cercare di aiutare quelle persone che hanno ovviamente più bisogno. Queste sono le cose che dovrebbero fare. Siccome Nicola Finco non si fa mancare niente, andiamo a sentire suicidio assistito. L'eventuale approvazione di un percorso regionale legato al suicidio medicalmente assistito potrebbe esporsi a rilievi di non conformità al quadro costituzionale. A dirlo è un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato che risponde alle istanze del Nord-Est sul tema del fine vita. Ci hanno detto che il tema del fine vita non è un tema di competenza regionale, perché ovviamente stiamo parlando di una materia delicata, stiamo parlando della vita delle persone e non può essere una singola regione che decide se mettere in atto il suicidio medicalmente assistito oppure no. Come cambia o come dovrebbe cambiare quindi l'iter della legge sul fine vita in regione? Di fronte a un parere dell'Avvocatura dello Stato penso insomma sia difficile andare contro e poi si dovrebbe comunque concludere l'iter della proposta di legge di iniziativa popolare votando il non passaggio degli articoli in aula consigliare. Ci sono delle pressioni, però insomma se abbiamo rispetto degli enti dello Stato dobbiamo fermarci. Se vogliamo fare una forzatura la possiamo fare, però sappiamo già quale sarà l'esito di questa legge, quindi se verrà approvata in Consiglio regionale il giorno dopo sappiamo già che ci verrà anche impugnata. Nei giorni scorsi il tema è arrivato a Palazzo Ferrofini. Oggi, e l'abbiamo sentito proprio in questi giorni attraverso le audizioni che abbiamo fatto in Commissione Sanità da parte dei palliativisti, dei geriatri, di chi si occupa di terapia del dolore, ci sono i metodi per accompagnare le persone alla fine del proprio percorso terreno senza il suicidio medicalmente assistito. Però c'è qualcuno che forse per presa di posizione politica o per consenso elettorale sta spingendo fortemente su questa tematica. Ecco quali sono i rischi di questa situazione per il vicepresidente del Consiglio Veneto. Qualcuno l'ha definito il suicidio medicalmente assistito un pendio scivoloso, cioè si sa da dove si parte ma non si sa dove si arriva e infatti l'abbiamo visto proprio anche in questi anni con casi come l'Olanda, il Canada, dove sono partiti col suicidio medicalmente assistito e oggi sono arrivati all'eutanasia. Allora, questo servizio era del 16 novembre del 2023. Ieri abbiamo visto questa donna che è riuscita veramente finalmente a sentirsi libera con questo medico che l'ha assistita in questo suicidio assistito, che non è un suicidio ma è una morte voluta da questa persona perché il dolore era indicibile che provavo, così ha detto questa donna e altre donne che hanno dovuto emigrare in altri paesi perché in Italia non è possibile morire, decidere di morire. Finco, com'è la situazione al 23, fra poco di dicembre, alla vigilia di Natale?
Ma guardi, ieri c'è stata un'ulteriore commissione e penso che il testo andrà in aula con l'anno nuovo sostanzialmente, in quanto il dibattito è ancora in corso. È una tematica molto delicata, nel senso è un tema etico, non è un tema politico, riguarda la sfera personale di ogni singola persona, quindi è sempre difficile, no, decidere per gli altri, però quando noi parliamo di fare un provvedimento e quindi quando si fa una legge si va a sancire un diritto, bisogna stare anche molto attenti, perché è vero che è una proposta di iniziativa popolare sottoscritta da 9.000 persone ed è giusto che il Consiglio regionale la affronti, però un tema così non può essere di competenza di una regione, cioè metti caso che domani mattina dovesse passare questa legge in regione e lo Stato non ce la dovesse impugnare e noi ci troviamo di fronte a una regione dove viene applicato un diritto, che è quello, se così lo vogliamo definire, del suicidio medicalmente assistito, quindi di chiedere di morire nel caso in cui si verificano determinate condizioni, e altre regioni dove questo diritto non verrebbe assolutamente sancito. Quindi la materia del diritto della singola persona è una competenza dello Stato, però quello che diciamo, preoccupa da una serie di articoli che ho fatto nel corso del mese è emerso che ad oggi in Veneto, e ricordiamoci che siamo una delle regioni migliori a livello nazionale, solamente il 30% ha il servizio di cure palliative. Okay? Quindi vuol dire che noi abbiamo circa un 70% di persone che ad oggi questo tipo di terapia del dolore non viene garantita. E quindi ho detto, ma prima di arrivare al suicidio medicalmente assistito, possiamo potenziare tutto il sistema degli hospice, delle terapie del dolore, delle cure palliative e dopo magari iniziare ad affrontare questa difficile tematica, perché non vorrei mai, no, una società che è sempre più anziana, dove e comunque anche il costo di un ammalato è un costo per il sistema sanitario regionale. Non venisse mai, no, come su qualche altra parte di questo mondo, di questa Europa, che al giorno d'oggi, quando tu non sei più utile, quindi la teoria dello Stato, di fronte anche al mondo della solitudine, alla società sempre più sola, uno dice, beh, a questo punto, sia per motivi ovviamente di dolore, ma anche perché il sistema sanitario non riesce ad arrivare dappertutto, uno decide ovviamente di farla finita. Quindi sono dell'idea che prima di tutto noi dobbiamo garantire il massimo delle cure a tutti. Dopodiché, se lo Stato deciderà di affrontare la tematica e il suicidio medicalmente assistito diventerà legge dello Stato, allora ci impegneremo anche come Regione a dare questo tipo di prestazione. Però è una prestazione anche molto delicata, perché la legge chiede che entro 20 giorni dalla domanda la Regione dovrebbe fornire il farmaco oppure il macchinario per l'autosomministrazione del farmaco. L'abbiamo visto ieri, infatti. E quindi è una cosa molto delicata. Io rispetto le scelte che hanno fatto la signora Anna di Trieste piuttosto che altri casi che abbiamo avuto anche qui in Veneto, però ad esempio ho avuto anche modo di scontrarmi con Stefano Geller, no? Non so se hai avuto modo di conoscere. Sì, l'ho avuto ospite diverse volte. Stefano Geller, lui da un anno ha questa autorizzazione per praticamente o prendere il farmaco o attraverso un macchinario iniettarsi praticamente il farmaco letale. Lui però è da un anno che lotta, perché? Perché lui chiede di approvare questa legge, sta facendo una battaglia di principio perché lui ci crede in questo. Ma allora dico, anche Stefano Geller, il quale, lo rispetto per la persona e per la battaglia che sta conducendo, anche se non la condivido, però Stefano Geller da un anno ha questa autorizzazione, però sta ancora lottando, quindi vuol dire che queste persone qua, se gli dai anche uno scopo di vita, se li sostieni da un punto di vista psicologico, se gli stai accanto, dopo trovano la forza anche di superare magari alcune difficoltà. Poi per carità ci sono altri tipi di malattie e quindi di fronte alla sofferenza immane di una persona si deve solamente stare zitti. Però ci sono dei casi come, ripeto, Stefano Geller, che nonostante l'autorizzazione è da un anno che lui sta conducendo questa battaglia per il fine vita. Allora, voglio dire, forse manca anche un po' di società, di comunità, di vicinanza a queste persone, e questo ce l'hanno detto i palliativisti, perché ci dicono, a noi ci arrivano dei casi dove la gente, come entrano negli hospice, ci dicono fate il possibile per farla finita in fretta, e dopo con un percorso, che per carità è un percorso che può durare 15-20 giorni, un mese, però queste persone alla fine del loro percorso terreno li ringraziano, perché comunque li hanno accompagnati da un punto di vista psicologico, anche da un punto di vista medico, gli hanno alleviato le sofferenze, hanno aiutato anche la famiglia, perché ricordiamoci che dopo dietro a un singolo ammalato c'è tutto il contesto familiare, quindi c'è bisogno di una serie di interventi di questo tipo, a mio parere, prima di arrivare a dire applichiamo il suicidio
assistito anche all'interno di questo paese. Senta Nicola Finco, ma non le sembra un po' strano che ci fanno fare delle cose pazzesche noi per quanto riguarda i referendum? Allora, abbiamo fatto l'autonomia e il referendum è stato chiarissimo, non è arrivata. Ci fanno fare il referendum per le trivelle che non sapevamo neanche a cosa chiese, perché questa è la verità, e sul fine vita che riguarda tutta la popolazione italiana, che non è a discrezione della regione o del singolo politico, ma riguarda tutti noi. Ci hanno tolto il referendum, perché questo è successo. Qualcuno ha pensato meglio che non glielo facciamo fare, perché avrebbero già saputo l'esito, lo sapevano già cosa avrebbe votato il popolo italiano e se avrebbe vinto il sì o il no. Però ci fanno fare le trivelle, senza spiegarci minimamente. Pensa dal 60 anni che va a votare trivelle. E siccome siamo una popolazione di diversamente giovani, sarebbe anche utile che finissero di prenderci in giro. E allora adesso andiamo a vedere anche questo suicidio assistito, andiamo a Trieste. Ho amato con tutta me stessa la vita, i miei cari, e con la stessa intensità ho resistito in un corpo non più mio. Ho però deciso di porre fine alle sofferenze che provo perché intollerabili. Voglio ringraziare chi mi ha aiutata a far rispettare la mia volontà, la mia famiglia che mi è stata vicina fino all'ultimo. Io sono libera, sarebbe stata una vera tortura non avere la libertà di poter scegliere. Anna è il nome che avevo scelto e per rispetto della privacy della mia famiglia resterò Anna. Con queste parole nella sua ultima lettera la donna triestina di 55 anni Anna, nome di fantasia, affetta da sclerosi multipla secondariamente progressiva, ha salutato tutti. È morta il 28 novembre scorso a casa sua a Trieste, circondata dai suoi cari, dopo l'autosomministrazione di un farmaco letale. Lo ha reso noto oggi l'associazione Luca Coscioni. Anna da tempo aveva chiesto di accedere al suicidio assistito per spegnere tutte le proprie sofferenze. È la prima italiana, ha commentato l'associazione Coscioni, ad aver completato la procedura prevista dalla consulta con la sentenza cappato e mediante l'assistenza diretta del Servizio Sanitario Nazionale. La donna triestina è la terza persona, seguita dall'associazione, ad accedere alla morte volontaria assistita in Italia, la quinta ad aver avuto il via libera, la prima in Friuli Venezia Giulia. Dopo l'ordine del Tribunale di Trieste, il farmaco letale e la strumentazione sono stati forniti dal Sistema Sanitario Nazionale. Un medico individuato dall'azienda sanitaria su base volontaria ha ottemperato l'azione richiesta secondo i limiti previsti dall'ordinanza cautelare del 4 luglio del Tribunale, quindi senza intervenire direttamente nella somministrazione del farmaco, azione che è rimasta di esclusiva spettanza della 55enne. Anna, ha spiegato Filomena Gallo, avvocato e segretaria dell'associazione Coscioni, è la prima persona malata che ha visto riconoscere che l'assistenza continua alla persona è assistenza vitale, così anche la dipendenza meccanica non esclusiva garantita attraverso il supporto ventilatorio nelle ore di sonno notturno. La triestina Anna, ricorda infine l'associazione, si era rivolta alla giustizia civile e penale per vedere applicata la sentenza cappato. Aveva voluto personalmente depositare ai carabinieri l'esposto contro la Sugi e partecipare alla prima udienza civile che ha poi emesso l'ordinanza di condanna dell'azienda sanitaria di applicare la sentenza della consulta. Dopo un anno di battaglia legale e 13 di sofferenza in malattia, Anna ha visto esaudire il suo ultimo desiderio. Allora, Sindaco Sessolo, dopo aver sentito le parole di Finco, dopo aver sentito e visto questo video, anche quello che ho detto io, ecco, come pensa lei come donna, come persona, perché qui parliamo di persone, su quello che è la decisione finale che dovrebbe spettare a te stessi? No, qualcun altro non deve decidere per me, è mia la vita. Sono io che devo decidere della mia vita. La mia vita mi appartiene. E se qualcuno, come dice, io ho avuto diversi sacerdoti e la vita è un dono di Dio, sì, ma nel momento che me l'ha donata diventa mio quel dono e di quel dono lo faccio quello che voglio io, anche se è un dono di Dio o sbaglio, cioè la vita è mia, prego. Sì, è un tema sicuramente molto delicato, il fine vita, e decidere appunto come farla finita sicuramente non è facile, pur immaginando le sofferenze che certe malattie, certe patologie provocano sulla persona, quindi non è facile effettivamente, come diceva anche il consigliere, non è facile decidere o mettere in atto ovviamente delle leggi che parlino anche di questo. Ci vuole la giusta accortezza, ponderatezza e quindi anche probabilmente i tempi ovviamente si allungano. Quello che mi sento di dire è che oggi forse bisogna potenziare la nostra sanità, perché abbiamo bisogno di una sanità che funziona al meglio, di una sanità che
che offre le cure, offre le visite a tutti i pazienti, e oggi ce ne sono tanti. Purtroppo le malattie stanno aumentando e l'esigenza di avere delle terapie, ma comunque anche proprio delle visite specialistiche, sono sempre di più, e quindi ci si augura e si auspica che queste, anche le varie lungaggini nell'avere appunto delle visite, degli appuntamenti, si possano accorciare, perché questo è oggi quello che chiede anche il cittadino, di avere dei medici a disposizione, dei medici del servizio pubblico, garantiti dal servizio pubblico, che siano a disposizione, perché diventa sempre più inaccettabile avere degli appuntamenti con scadenza ovviamente troppo in là e troppo lunga, perché anche psicologicamente e moralmente un cittadino che deve fare una visita, ma se la trova con un appuntamento lontano nel tempo, è ovvio che ne soffre moralmente. Ha spostato il cerino, avete sentito come ha spostato il cerino? Sta sindaca, su fine vita, era per arrivare al discorso della sanità che si era trattato all'inizio. Poi continuiamo perché sennò mi cade la linea. Vai Paola! È caduta la linea, mai paura, ecco. Prego sindaca. No, ecco, questo era quello che appunto volevo dire, che la sanità sicuramente oggi ha bisogno il cittadino ha bisogno delle risposte proprio a livello di sanità a 360 gradi, soprattutto proprio nella questione di visite ed assistenza date proprio dalla sanità pubblica. Grazie veramente, però quello che io penso che mi ricordo sempre Beppino Englaro, mi è rimasto talmente impresso quel papà e la battaglia che ha fatto quel papà per dare veramente giustizia a quello che sua figlia aveva sempre detto, avrebbe sempre voluto. E sono passati tanti anni, spero di averlo anche ospite, e ritorniamo sempre allo stesso punto. È un tema delicato, è un tema che bisogna trattare con la massima delicatezza. Sì, ho capito, ma intanto queste persone devono emigrare, ma emigri se hai i soldi, perché il minimo costa 10.000 euro. Se non li hai non ce la fai. Cioè, capisce Finco che la gente a casa, il popolo, le persone comuni, che mi piace ascoltare il popolo, oppure quando vado anche nelle RSA, qui familiari, a vedere queste persone che veramente non sono neppure più persone, anzi inviterei qualche politico a farsi un giretto in più in queste stanze, a vedere com'è la situazione, perché è facile parlare e non voler vedere. Io non li ho mai visti, io non ho mai visto un politico venga a bussare a queste porte e dire voglio vedere la situazione, com'è la situazione, se per cortesia mi dicono quanti hanno visto questa situazione, ma non per vedere, per carità ci mancherebbe, o per avere visibilità, ma per migliorare. Perché se non ci fossero queste macchine infernali che tu vedi all'interno di queste stanze, queste creature non ci sarebbero più da tanti anni, perché sono queste macchine, ma voi dovreste vedere cosa succede all'interno di queste stanze, questi volti che cambiano, che non hanno più neanche le sembianze, ma nessuno ne parla, perché bisogna stare attenti a parlare di queste cose. No, non si può parlare, e vai con la polvere sotto il tappeto e tutti legiferano, sanno, ma i familiari che vedono queste situazioni, ma li avete mai incontrati? Avete mai parlato con loro? Cosa ne pensano? Io capisco che ci sono realtà come quei genitori con questa bambina, adorata bambina, che veramente è difficile, guardate, staccare la spina, mica così semplice come si parla. Però io ho avuto altri genitori l'altro giorno, Finco, che hanno donato gli organi di questa bambina appena morta e sono venuti in trasmissione e hanno detto nel dolore ci siamo rimboccati le maniche per riuscire a dare solidarietà e speranza ad altre famiglie. Capite che veramente abbiamo a che fare con persone per bene, che è il popolo italiano? Finco? Come dicevo prima, dopo dipende, no, quelli che sono i sentimenti del singolo o della famiglia, perché ci sono persone che dicono vabbè, se questo è il destino, prima se meglio se, ok? Altri che invece, e lo vediamo, ci sono tantissimi malati che hanno determinate patologie e che sanno anche insomma qual è la loro durata, che però fanno l'impossibile per andare avanti. Cioè, penso ad esempio ai malati di SLA, io ne conosco un paio, però nonostante siano immobili e muovano solamente gli occhi, loro dicono finché ho la forza per vivere, vivo.
Quindi capisci Mirella, ci sono casi e casi, dopo ci sono altre persone che magari trovarsi in quella situazione dicono vabbè, ma uno può scegliere, Finco, c'è possibilità, visto che siamo in democrazia di scelta. Se io voglio morire, dovete lasciarmi morire, io voglio vivere e vivo, ma non mettermi dei paletti in continuazione, Finco, che non servono a nessuno, solo a farmi del male, perché continuate a farmi vivere. Però ti dico, a mio parere, questa è la mia idea, può essere giusta o sbagliata, però il sistema sanitario nazionale e regionale è nato per curare le persone e non per farle morire, perché altrimenti in nome della libertà, se uno vuole morire bisogna lasciarlo morire. Allora domani mattina passo sopra un ponte, trovo un malato di mente o qualsiasi altra persona che vuole buttarsi giù dal ponte. No, è un'altra storia, Finco, un'altra storia, Finco, un'altra storia. Aspetti Finco, perché abbiamo Italo Guglielmo, se no mi casca in linea col centralista stamattina. Ecco, Daga. Ragazzi, allora, mamma mia, c'è il centralino, no, Italo Guglielmo richiamatelo per cortesia, perché non è possibile che cadano tutte le telefonate. Allora, sindaca, mi aiuti? Ecco, in questa battaglia incredibile che io faccio, ma lo faccio non per caso, voi sapete che io accompagno anche certe famiglie purtroppo che veramente non hanno fine, non hanno storia, li ho anche ospiti perché hanno il coraggio anche di metterci la faccia, hanno il coraggio di dire veramente, di dire basta a questa assurda, ma soprattutto di non voler vedere quella che è la realtà e decidere e lasciar decidere le persone della loro vita, della loro storia e della loro famiglia. Per carità, ci sono persone che decidono di rimanere, altro che e come, per carità. Ma se io voglio farla finita, tu mi dai ma non perché voglio buttarmi giù dal ponte, ma perché la malattia mi porta delle conseguenze terribili. Quella non è vita, quella non è vita. Io non vorrei assolutamente vivere in quelle condizioni, ma andate a vedere, fatevi vedere. Andate a trovare le famiglie che delle volte hanno anche piacere di vedere qualche persona estranea, che non vedono più nessuno perché si allontanano tutti. Vediamo chi è in linea, speriamo che passi. Pronto? Ciao Mirella, sono Italo Guglielmo. Oh, finalmente è passata la telefonata. Scusami Italo, ma stamattina un po' tantissime telefonate cadono in continuazione. Prego. Ma sai che io sono nato per aprire tutte le barriere che si presentano nella vita. È il mio compito. Purtroppo questo destino, sono felicissimo di averlo, ma dove arrivo io succede questo. Apro tutte le porte, tutte le finestre e mi tappo raffreddore. Ecco, no, Mirella, volevo dire una cosa, l'argomento è molto importante e anche un po', diciamo, pericoloso, però io sono convinto che il suicidio sia un omicidio di se stessi e non mi piace sentir parlare di suicidio, perché uno dice si è suicidato, no, ha ucciso se stesso, è un omicidio il suicidio, non è un suicidio, ripeto. Poi, vedi Mirella, c'è una cosa, la gente è diventata atea, diciamo, ma non lo dico in senso spregiativo, ma vedi, una volta quando la gente semplicisticamente, perché magari condizionata dalla situazione sociale, culturale, andava in chiesa e pregava, la gente adesso fa molta fatica a pregare. La sofferenza era vissuta come l'arte di offrirla al Padre Eterno per il bene degli altri. Questo era un valore fondamentale, perché noi alla sofferenza davamo un valore immenso, infinito, totale, assoluto. Oggi invece siamo diventati atei, qualunquisti, viviamo nella temporalità, nell'immediato, ma è una vita veramente spettante, sprezzevole, voglio dire, noi abbiamo perso i valori etici, i valori morali, siamo interessati alla macchina, alla casa, all'appartamento, all'amante, alla fidanzata. No, non c'entrano queste cose con il nostro benessere interiore, perché il nostro benessere interiore è una conquista e la sofferenza dedicata al Padre che ci ha creato è un modo di espiare la sofferenza e di permettere a noi stessi di crescere, perché con la sofferenza facciamo il bene degli altri, anche se apparentemente, ma solo apparentemente, trattiamo male noi stessi. Quindi, ripeto, a me dispiace e sono assolutamente partecipe alle persone che soffrono tanto e mi viene da piangere
però la loro sofferenza la devono offrire per il bene degli altri. Allora noi come società, come comunità, come fraternità cresciamo. Capito? Tutti stiamo male, tutti soffriamo, nessuno è esente da questo destino che il Padre Eterno, diciamo così, ci ha riservato. Ma diamo un valore alla nostra sofferenza, non lamentiamoci sempre, diamo un valore positivo alle cose che apparentemente, ma solo apparentemente, hanno un valore negativo. Non ci vorrà mica tanto a capirlo, scusa se mi arrabbio, però insomma la sofferenza è un dono che riceviamo da Dio, perché la offriamo per il bene degli altri, porca di una miseria. Scusami, grazie Mirella, Italo Guglielmo, io la sofferenza te la lascio tutta, io proprio, guarda, proprio no, assolutamente non sono d'accordo e lo dico io, come giustamente tu hai le tue idee, io ho le mie, ognuno ha le proprie sue, però quando si tratta della propria vita io penso che non ce ne sia per nessuno, anche se c'è una sofferenza atroce, come ha detto Stefano Geller ai sacerdoti, ha detto venite a casa mia e guardate, così vi rendete conto cosa vuol dire vivere in queste situazioni. Sta facendo una battaglia, come dice Italo Guglielmo, per la sofferenza di altri, ma perché veramente questa sofferenza è inaudita, ecco, è inaudita, lo avete visto? Se quello è vivere, se questo è vivere, come dice lei, per fortuna che dice Stefano Geller che accanto una persona meravigliosa che ho avuto ospite, anzi è arrivata con un balcone sta persona, una donna, una ragazza stupenda, meravigliosa, ne è passato di tutti i colori, eppure con un sorriso, sempre una positività incredibile, forse dobbiamo imparare anche da certe persone. Ecco, prego Nicola Finco. No, Mirella, ti ripeto, è un tema delicatissimo, cioè anche decidere su queste materie è molto complicato, però si sa che oggi gran parte, infatti è uscito anche un sondaggio sul Gazzettino fatto, non so, 15 giorni fa, che l'80% dei nordestini è favorevole a questo tipo di prestazione, però secondo me è una materia che può essere normata, ma deve essere normata con criterio. Cioè, anche questa, delle commissioni che entro 20 giorni dalla richiesta devono somministrare il farmaco. Cioè, secondo me una persona, cioè, va studiata bene, va studiata bene la persona, il caso, perché sti 20 giorni, proprio come dire, vabbè, hai fatto richiesta, pronti via. Cioè, stiamo parlando sempre della vita delle persone. Dopo sono d'accordo con te, Mirella, ognuno è libero di decidere di fare quello che vuole. Però ti dico, la cosa, sono d'accordo con te, la cosa va normata, ma va normata in maniera seria, non per vendere una bandiera che abbiamo fatto la legge sul suicidio medicamente assistito. Va fatta una cosa fatta con criterio. E secondo me questa è la cosa fondamentale, perché ripeto, non stiamo parlando di un cane o di un gatto, ma stiamo parlando di un essere umano. E quindi, come tale, la vita deve essere rispettata. Sono d'accordissimo, però sono d'accordo, come dice lei, che ognuno deve essere libero di decidere. Vuoi vivere, vuoi morire, ma non perché vuoi buttarti giù da un ponte, Finco, ma perché questa malattia invalidante non mi dà più la possibilità di essere una persona normale, perché non sono più normali, assolutamente. Ecco, abbiamo dato anche un premio importante a una mamma che aveva questa figlia e l'abbiamo dato proprio all'interno di questa struttura a questa mamma, e veramente sono situazioni che sono talmente drammatiche che uno non si rende conto. Bisogna vivere per capire veramente se quella è vita e se qualcuno decide di farti continuare questa vita in una sofferenza, anche se Italo Guglielmo dice che la sofferenza è un dono di Dio. Io questo dono, guardi, se lo vuole tenere mi fa un piacere, perché io ne faccio volentieri a meno. Un altro dono è quello di essere libera, di fare veramente del bene al prossimo. Sindaca, ormai siamo in chiusura, cosa vuole dire, come ci sono intanto i furti? Perché siamo liberi, ma non siamo più tanto liberi neanche nelle case, veramente. Cosa è successo, Sindaco? Ma questo è un po' il periodo, è un ritorno di cose già sentite ormai da un po' di anni, che in questi mesi qui autunnali tra ottobre e dicembre, un po' prima di Natale, avvengono queste incursioni nelle case, questi furti nei nostri paesi, insomma, soprattutto magari nelle case un po' più isolate, ecco, se vogliamo. Anche Fontanelli non è stata esente anche quest'anno, quindi ha avuto qualche caso, fortunatamente non moltissimi rispetto, e se paragonati anche a comuni con termini
i miei vicini, alcuni sono andati a segno ma molto pochi, ecco, la maggior parte sono stati dei furti tentati. Sono furti che avvengono per la maggior parte all'imbrunire, quindi dalle 17 più o meno fino alle 20 e indipendentemente che a casa ci sia qualcuno o la casa sia appunto vuota, non ci sia nessuno. Sì, adesso entrano anche 6 a casa. Esatto, quindi purtroppo Pazzesco. si sono fatti che accadono, sono accaduti, accadono, e quello che diciamo sempre anche come amministratori alla gente è quella di prestare molta attenzione, che ci sia solidarietà anche tra le persone, quindi che se ci sono dei movimenti, si avvertono movimenti strani, persone magari mai viste, macchine insomma insolite da vedere, ecco, che ci sia questa accortezza di segnalarla reciprocamente, in modo particolare se le persone sono sole e sono anziane, quindi magari più mirate, ecco, No, da sa questi... perché le chiedo, Sindaco? Perché sto flessibile dentro i casi che cava via i cassaforti, cioè ero vista, possibile che nessuno senta, cioè ma possibile che sia sempre, cioè suonare sto campanello e dire scusa stai facendo dei lavori perché guarda, cioè nessuno sente mai niente, cioè il profondo nord, profondo sud, ma qua siamo anche a profondo nord. Abbiamo Luciano da Desenzano, ciao Luciano. No, guardate, stamattina col centralino una tragedia col centralino, mi scuso con tutte le telefonate, succede qualcosa purtroppo questa mattina, ma tanto sapete che ci sentiamo ancora. Allora Finco, ormai siamo in chiusura, come vuole salutarci? No, vi saluto con una buona notizia, dai. Bravo Nicola, bravo! Siamo in fase di sessione di bilancio e ieri sono stati approvati 2 emendamenti importanti che avevo proposto. Allora, uno riguarda il Baqsimi. Il Baqsimi è un farmaco salvavita per i bambini diabetici. Aveva un costo intorno ai 120 euro, oggi è sceso agli 80, però fino a ottobre era finanziato dallo Stato, quindi praticamente non costava nulla. Però l'AIFA l'ha declassato dalla fascia A alla fascia C e quindi oggi sarebbe a carico dei familiari del bambino e noi l'abbiamo reso gratuito per tutti i bambini del Veneto. Bellissima notizia, veramente importante. Poi attiveremo dal 2024. Finco, vedi quando vuole fa il bravo? Sì, dai. E poi attiveremo dal 2024 lo screening neonatale per tutti i bambini che nasceranno in Veneto riguardo la SMA, che è un'altra malattia molto invalidante, che sappiamo benissimo che se si interviene nei primi 15 giorni di vita possiamo migliorare la vita del bambino. Quindi anche questa è una cosa che le altre regioni non stanno facendo, ma che da gennaio 2024 lo screening riguarderà tutti i nati della questa è proprio una bella notizia. Lo andiamo a vedere proprio, farmaco salvavita del consigliere Nicola Finco. Andiamo a vedere. L'Agenzia Italiana del Farmaco toglie un'importante medicina salvavita dalla fascia rimborsabile e la posiziona nella fascia totalmente a carico dei pazienti. Ma dalla Regione potrebbe arrivare un'ancora di salvezza per moltissime persone. Il farmaco è il Baqsimi, di grande importanza per il trattamento dell'ipoglicemia negli individui adulti, negli adolescenti e nei bambini affetti da diabete mellito. Il tema è al centro di una mozione protocollata dal vicepresidente del Consiglio Veneto, Nicola Finco. L'AIFA dal 10 di ottobre ha deciso che il Baqsimi, che è un farmaco salvavita, passa dalla fascia A alla fascia C, che vuol dire totalmente a carico del paziente. Siccome che è un farmaco che viene utilizzato soprattutto negli adolescenti, quindi bambini piccoli, soprattutto perché lo possono utilizzare sia all'interno delle scuole ma anche nel mondo sportivo, evitando così delle iniezioni intramuscolari, quello che chiedo attraverso questa mozione è che sia il sistema sanitario regionale, attraverso un extra LEA, a farsi carico di questo importante farmaco. Dettaglio non da poco è il costo del farmaco, 84 euro a dose, piuttosto alto. Una spesa pesante per le famiglie, ma che nei bilanci del pubblico non andrebbe ad incidere in modo determinante. Che è un farmaco costoso, costa più o meno sugli 84 euro e sappiamo che ha un'importanza vitale, quindi stiamo parlando di un qualcosa di fondamentale, di un aiuto importante che noi dobbiamo dare alle famiglie che hanno dei bambini con questo tipo di patologia e quindi penso sia un buon servizio che la Regione potrebbe fare. La speranza è che già nel prossimo bilancio si possano trovare i fondi regionali per coprire questo buco lasciato dall'Agenzia del Farmaco. Mi auguro già insomma che
dalla manovra di bilancio si riescono a trovare le prime somme di denaro importante, anche perché non stiamo parlando di grandi numeri fortunatamente, però chi ha questa patologia e soprattutto in età adolescenziale penso sia un qualcosa di fondamentale e importante, quindi questo lo richiedo attraverso una mozione e speriamo che quanto prima insomma, possa arrivare una risposta concreta. Molto, molto importante, ecco, ringrazio anche proprio Nicola Finco, vicepresidente Consiglio regionale Lega, sta portando avanti dei temi veramente importanti per queste famiglie. Guardate che è dura, ve lo dice la sottoscritta, io mai avrei immaginato di vedere un banco alimentare famiglie al di sopra di ogni sospetto, che non è vero che si vergognano, non si vergognano più però, perché hanno capito che così non si può andare avanti e bene o male devono veramente arrivare e per fortuna che questo banco alimentare è all'interno della provincia. Pensate, l'unico banco alimentare in Italia all'interno di un ente pubblico dovrebbe essere un fiore all'occhiello per qualcuno, ma forse non lo è, forse dà anche fastidio a qualcuno, ma noi andiamo avanti perché sappiamo, come dice Italo Guglielmo, io non sono atea, sono una buona e brava cristiana, almeno lo dico io e penso di fare il mio dovere, di mettere quella famosa goccia nell'oceano, ma quando si parla della dignità della persona e della vita della persona, della sottoscritta o di quelle che la pensano come me, ecco, va rispettata. Io penso questo, che ognuno deve rispettare la vita dell'altro, ecco, questo è fondamentale perché sennò quale libertà è se io non sono libera di decidere della mia vita. Prego Sindaca, come ci saluta? Beh, ringrazio innanzitutto per questi emendamenti e quindi queste belle novità che ci ha dato il consigliere, che ovviamente fanno piacere in modo particolare per quelle famiglie che si troverebbero a pagare anche cifre importanti per curare i propri figli, quindi sono sempre delle belle notizie che fanno piacere anche a noi amministratori oltre che ovviamente come cittadini. Ringrazio ovviamente di questa possibilità di intervenire, ci siamo appunto conosciute, quindi ringrazio, sono sempre tematiche importanti e che portate alla luce anche appunto a coloro che ci guardano, ascoltano da casa, insomma sono sempre delle belle notizie, belle conoscenze, quindi grazie. E grazie Sindaco. Grazie. Finco come ci saluta? A parte questa bella notizia, che auguri di Natale ci vuole fare? Non la seguo più tutto il mese di dicembre perché è stata una tragedia, lo lasciamo libero che deve portare avanti emendamenti importanti. Che auguri fa Finco? Ma guarda, quello che posso augurare, che dopo magari è il solito augurio scontato, però penso che di questi tempi augurare tanta salute a tutti sia la cosa più bella, perché al di là di tutto, quando stiamo bene, la salute è il regalo più grande che ognuno di noi può avere. Quindi saluto te Mirella e ti ringrazio, saluto la tua ospite, il sindaco di Fontanelle, e ovviamente anche tutti i telespettatori che ci seguono. Quindi un abbraccio a tutti, buon Natale, passatelo con i vostri cari e soprattutto se conoscete qualche persona sola andatela a trovare. Bravo, bravo Nicola Finco, grazie, buon lavoro, ecco, è veramente buona giornata anche a lei, buone giornate di emendamenti validi per le famiglie del territorio. Grazie anche a Maurina Sessolo, sindaco di Fontanelle. Grazie, pubblicità. E vi presento altri due graditissimi ospiti. Abbiamo Pierfrancesco Cendron ed Emilia Michelin, genitori di Marianna, questa ragazza scomparsa, con la speranza sempre che questa porta si apre, vero papà Pierfrancesco e mamma Emilia, di rivederla, ecco, questo dolore incredibile, però che hanno cercato di fare squadra, si sono associati all'associazione Penelope, che se non ci fosse dovremmo veramente inventarla, perché veramente sta portando veramente delle battaglie incredibili per aiutare queste famiglie con questi scomparsi, perciò grazie di cuore. Saluto anche Marco Zecchinel, presidente Confapi, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata, grazie anche a lei Zecchinel di essere qui. Allora inizierei proprio da lei Zecchinel, cosa sta succedendo? Io ho avuto un po' di scontro con Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale, perché mi sembra che siano molto lontani i bisogni delle persone, delle famiglie, delle aziende, degli artigiani, da quella che è la realtà che tocchiamo con mano. Qua mi sembra che tutti siano in campagna elettorale perché ci sono le europee, ecco, servono tanti numeri per essere eletti, ma non si rendono conto che tanti numeri servirebbero anche a queste famiglie, alle aziende per sopravvivere. Ne abbiamo perse tantissime, speriamo di non perderne altre. Prego Zecchinel. Vabbè, Mirella,
analizzi correttamente. Purtroppo spesso una lontananza tra la politica, tra come il gioco della politica e quindi del consenso si delinea rispetto poi all'esigenza delle imprese e delle famiglie. Bisogna sempre ricordare, come fai bene tu, bisogna sempre ricordare che però è le imprese che poi si genera il valore, si genera la ricchezza, si danno gli stipendi e quindi di conseguenza sarebbero tematiche che vanno messe bene al centro. Tra l'altro il sistema delle imprese, per quello che può, in un periodo che chiaramente è molto difficile perché abbiamo avuto il Covid, la guerra, la crisi delle materie prime, le crisi elettriche, insomma in 3 anni le nostre imprese ne hanno viste veramente di tutti i colori e tante piccole imprese purtroppo a migliaia hanno dovuto chiudere per tutte queste difficoltà, ma la piccola impresa è anche quella che poi contribuisce, tu che ben conosci, che animi l'esperienza degli empori solidali, tanti miei colleghi, io per primo, cerchiamo di dare il nostro contributo anche ad attività di questo tipo. E la piccola impresa, permettimi di dire, è una ricchezza del territorio perché qui, quindi non delocalizza ad Amsterdam, a Londra, all'Isola di Man, ma è qui e vive sul territorio. E il titolare è assieme alle persone e ne vive l'esperienza. Non è lontano in un grattacielo. Quindi questo è un grande valore del nostro territorio, bisogna preservarlo. Ogni volta che posso lo ricordo alla politica. E fa bene Zecchinel perché è un momento molto difficile. Io sono molto preoccupata, non è che lo dico a caso, perché è vero che c'è una luce nel tunnel per quanto riguarda la grande industria, per quanto riguarda le multinazionali, anzi c'è una luce per quanto riguarda anche le esportazioni, importazioni, sembra che tutto vada bene, ma quello che mi preoccupa è la realtà delle famiglie italiane da nord a sud e da est a ovest. Ecco, non a caso stanno crescendo i banchi alimentari, questo mi preoccupa molto perché vuol dire che sta crescendo la povertà. E non sta crescendo nei barboni come una volta si pensava, basta vedere nella Caritas, nelle mense, chi ci va, chi sta facendo la coda. Questo mi preoccupa molto, Zecchinel, perché sono le nostre famiglie, sono questi genitori che non ce la fanno più arrivare né alla seconda settimana, neppure alla prima, glielo posso assicurare, perché quando pensiamo che un asilo costa 500 euro, poi devi pagare o il mutuo o l'affitto, le bollette, la macchina, ma volete dire come la possono fare? E poi qualcuno dall'alto ci dice anche dovete mangiare bene e mangiare sano. Sì, un litro di olio costa 15 euro, se vuoi un litro di olio buono, allora capite che faccio fatica a fare questi conti. Ma perché Zecchinel non si è proprio in tempi non sospetti, quando eravamo la quarta potenza del mondo, pianificare, programmare, sapendo benissimo, formazione, quello che poteva accadere, che è successo, perché qualcuno si è girato dall'altra parte? Prego. Allora, il problema principale è il problema attuale, l'attuale congiuntura che poi determina la situazione che hai descritto, è legata purtroppo ai meccanismi dell'inflazione. Purtroppo anche quest'anno che abbiamo un'inflazione sotto controllo, ma l'abbiamo intorno al 5%. Tenete presente che vediamo al 12, quindi è un'inflazione che poi si somma, sembra diminuire, in realtà di fatto non diminuisce. E quindi di conseguenza, anzi progressivamente, questo ha un impatto terribile sulle famiglie e sulle dinamiche dei salari, perché le piccole imprese, il sistema estero, fanno fatica a generare e a contrastare questa crescita dell'inflazione. Spesso la subiscono perché è determinata dalle dinamiche, per esempio, della grande distribuzione alimentare, che chiaramente, certamente ci sono delle riserve, sono state fatte dal governo degli interventi, ma probabilmente era necessario essere ancora più determinati. E quindi le piccole imprese purtroppo subiscono queste dinamiche e fanno fatica ad aumentare gli stipendi. Qui l'intervento del governo, che sarebbe da fare, ma è stato detto in tutte le sedi, qualcosa cercano di fare nei limiti dei saldi di bilancio, è un intervento su quella parte dello stipendio, che è la parte più grande, che va direttamente al governo. E chiaramente sarebbe necessario, alla luce di cose che dici tu,
un asilo nido costa 500 euro, una famiglia veramente ha difficoltà e quindi di conseguenza può lavorare meno. Nel nostro paese le donne, per esempio, hanno un tasso di occupazione al 50%, la media europea è del 65-67%, in Germania del 70%, ma in queste condizioni come possono lavorare? Ma mi scusi Zecchinelli, parliamo di questi argomenti terribili, inflazione, ma a fianco dell'inflazione non c'è per caso la parola speculazione con nomi e cognomi che nessuno ha il coraggio di colpire? Allora, certamente è chiaro che ci sono delle speculazioni anche molto, molto evidenti. Tutta per esempio la parte relativa alle materie prime piuttosto che ai costi dell'elettricità, della corrente, sono stati soggetti a delle dinamiche speculative. La speculazione, nel momento in cui un bene, diciamo così, diventa meno disponibile, è un dato naturale del mercato. È però qui che deve inserirsi la politica nell'economia di mercato, perché se la si lascia libera si possono determinare delle sperequazioni che sono terrificanti. Questi problemi purtroppo non sono stati risolti e adesso lentamente il sistema sta cercando di recuperare. Però per esempio per recuperare le dinamiche dell'inflazione ci vorrà per almeno 2 anni prima di poter avere un minimo allineamento degli istituti. Abbiamo Luciano da Desenzano. Ciao Luciano. Ciao Mirella, finalmente ti ho preso. Sei riuscita a prendere la linea stamattina? Sì, stamattina. Così stamattina, dai. Stamattina forse perché nevica sul Monte Baldo, io vi prendo dai ripetitori del Monte Baldo. Ah, ok. Vabbè, niente, purtroppo dico la mia sempre con gentilezza, ma Mirella, quando io parlo di qualsiasi cosa, e l'avrei capito, io le ho passate le cose, tutto quello che parlo. Adesso stiamo parlando lì delle famiglie che non ce la fanno, ma la prima cosa da dire, e dopo ti faccio qualche esempio che le avrai sotto gli occhi anche tu, tutti, è stato il cambio dalla lira all'euro. Dovevano fare 1000 lire, 1 euro. 1 a 1, non 1 a 2. Io sto bene Mirella, ti dico la verità, prendo 1.300 al mese, ho casa e tutto, ma dei miei amici che sono andati in pensione prima col 1,5 milioni di lire si sono trovati con 750-800 euro. C'ho un amico che ha 2 anni più di me che si scalda con una stufetta mentre mangia sotto il tavolo, e una in bagno, una stufetta, perché ha sempre lavorato, anche vendeva le macchine, ma prenderà 800 euro. È stato io lo sbaglio. Prodi, scusami se sono arrabbiato con Prodi, lo vediamo ancora in televisione e l'ultima volta che l'ho visto dà colpa a Berlusconi, ma lui era là, niente, è stato uno sbaglio terribile questo. Poi Mirella, 2 o 3 piccole cose leggere. Io ho venduto una macchina a un amico tedesco e ha pagato 20 o 30 euro. E io con la macchina lì ho pagato 500 euro a fare il passaggio. Poi le autostrade gratis, la benzina. Noi abbiamo le tasse più alte d'Europa, abbiamo e i stipendi più bassi. Luciano, devo chiudere perché ho poco tempo, devo far parlare anche gli ospiti. Ti ringrazio della pazienza e della telefonata molto chiara. Auguri, grazie caro Luciano. Allora, Pierfrancesco e anche Emilia, si parlava di speculazione, ma anche nella morte si fa speculazione. Abbiamo sentito cosa è successo anche con la morte di Giulia, ecco, quelle aggressioni che violente, verbali, questa speculazione sul dolore. Ecco, cosa vuoi dire? Partiamo da te, Emilia.
Sono indignata perché le stesse cose, le stesse offese pesanti che stanno ricevendo Gino, Elena e nonna Carla sono capitate anche a noi e devo dire che mi rattristano molto e purtroppo, malgrado passano gli anni, noi sono quasi 11 anni che aspettiamo nostra figlia, non è cambiato niente e finché non si comincia a sanzionare pesantemente e a denunciare queste persone che si nascondono dietro uno schermo, non arriviamo da nessuna parte. È vergognoso. Francesco, cosa vuoi aggiungere? Questa è la realtà e non riesce a fare nulla. Noi allora ci siamo rivolti alla polizia postale, dicevano ma li chiudiamo. Non sono da chiudere, sono da cercare chi c'è dietro al nome Pinco Pallino e fare una denuncia, perché non è possibile che tutti dicono di tutto, anzi di tutto, dicono cose veramente pesanti che ti offendono profondamente. Bisogna creare le leggi per arrivare a denunciare queste persone che si permettono di giudicare una persona che ha un genitore, un fratello, qualcuno che è una persona scomparsa, perché magari non ha una lacrima, ma se si tiene tutto dentro, ognuno agisce in maniera diversa il dolore. Ma anche alcuni politici che, nonostante sappiano benissimo il ruolo che hanno quando sono in televisione, che vanno a speculare sulla maglietta con la scritta. Cioè io mi domando, ma stiamo qua tentando di mandare dei messaggi positivi, fare questo cambiamento maschile e invece di fare questo continuano a infierire anche su delle famiglie già distrutte dal dolore. Pensate, questo povero uomo che ha appena perso la moglie, neanche un anno, adesso perde la figlia in maniera atroce, incredibile. Veramente in un momento così terribile ancora non si pensa, ma si pensa avere visibilità, perché io penso questo. Cosa vuoi dire? Dico che in effetti noi che abbiamo invece avuto la possibilità di conoscere Gino, Elena e nonna Carla, che si sono scagliati molto contro queste tre persone, sono invece di una dignità, di una tenerezza. Io ho sentito tutto questo quando sono entrata in casa Cecchettin. E anche per questo mi sento di dire che molte persone prima di giudicare e condannare devono conoscere. Mi sembra di aver capito che comunque a livello legale anche l'avvocato Tigrani dovrebbe fare qualche cosa. Noi speriamo insomma che questo sia un inizio per far capire che certe cose non vanno fatte, punto. Allora adesso andiamo a Venezia, perché è giusto capire anche come stanno le cose. Andiamo a vedere Confappi Venezia. Dobbiamo ripensare al nostro modello tradizionale di fare impresa anche alla luce del riciclo, del recupero e del riutilizzo dei materiali che impieghiamo. Sostenibilità ambientale ed economia circolare sono due parole d'ordine che appaiono sempre più importanti per la competitività e lo sviluppo delle aziende, concetti che proprio per questo devono essere tradotti in concretezza imprenditoriale. L'obiettivo della campagna SOS Economia Circolare, sotto l'egida di Confapi, è condividere le metodologie utili all'imprenditore per individuare i cicli produttivi cui destinare gli scarti delle lavorazioni della propria impresa. Il futuro è nella direzione di prendere le poche materie prime che ha l'Europa e non buttarle via, l'economia che usa e getta, ma rimetterle dove è possibile in circolo. Nonostante il Veneto sia particolarmente virtuoso per raccolta e valorizzazione di scarti e rifiuti, rimangono ancora ampi margini di miglioramento ed è da questo punto di vista che l'appello è esteso alla rete imprenditoriale regionale. Da un anno a questa parte l'appello è stato raccolto da molte aziende del territorio, oltre che a livello nazionale, e questo ci ha permesso di incrementare appunto i quantitativi di 4.000 tonnellate in un anno di scarti di ex prodotti alimentari che vengono riutilizzati sia a uso alimentare
che uso energetico. Confapi Venezia e Treviso sostengono questi processi, approfonditi a Monastiere in un seminario in cui è intervenuta tra l'altro la vice ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Vanni Agava, oltre a diversi rappresentanti delle amministrazioni comunali del territorio. Come diceva qualcuno, si copia sempre dai migliori ed è proprio tramite l'esempio di imprese di successo, di best practice, di casi di successo come quelli che analizziamo oggi, che riusciamo a fare la differenza rispetto alla comunità degli imprenditori che sono nella nostra associazione. Zecchinelli, mi viene anche da sorridere, si copia sempre dai migliori, però bisogna sapere anche copiare, perché se abbiamo persone che non sanno copiare viene fuori un disastro e siccome ne abbiamo tanti in giro, Zecchinelli, compresa sulla burocrazia, dovremmo anche stare attenti quando copiano. Prego Zecchinelli. Sì, no, allora ovviamente bisogna cercare di copiare, da quelli giusti, no? Però fai una riflessione corretta. Guarda, qui noi abbiamo preso un caso di successo di un'azienda che ricicla, no? Che ha rispetto dei materiali, e permettimi di fare un passaggio rispetto a questo, perché dobbiamo stroncare la cultura del buttare via e responsabilizzare le persone rispetto al valore degli oggetti. E siccome qui si è toccato un tema veramente difficile, è il valore degli oggetti, il valore dei beni e il valore dei sentimenti, e quindi anche trattare con rispetto le materie, poterle utilizzare per poter fare in modo che producano nuova ricchezza, e allo stesso modo avere rispetto dei valori e dei sentimenti, perché questi casi che hai citato, insomma, il caso di Giulia Cecchettino ovviamente ha colpito tutti, ha colpito anche noi come comunità di imprenditori, e la cosa che però noi facciamo, proprio perché siamo una comunità, perché l'azienda alla fine è una comunità di persone, il sentimento delle persone vanno rispettate, e la cosa peggiore che si possa fare sempre è giudicare il dolore. Questa è una cosa che non è... Ha fatto bene a dirlo. Allora, Pier Francesco, tu hai anche un figlio, Giorgio, perciò questo figlio che si sta proiettando in un futuro per crearsi una famiglia, trovare un lavoro serio, un lavoro ben pagato. Cosa dice questo ragazzo? Beh, per fortuna Giorgio lavora, lavora presso un'azienda seria. Diciamo, ha sempre lavorato da quando ha finito la scuola. Tutto questo gli pone 1000 domande di tutto quello che sta succedendo in questo ambito. Lui sarebbe molto drastico, però purtroppo viviamo in questa realtà, no? È difficile affrontare tante tematiche, per cui lui adesso vive con noi, è con noi, un giorno ha detto che deciderà se trovarsi un qualcosa, un appartamento, una casetta vicino dove lavora, però ci penserà, perché non è così facile. Non è così facile, ecco, questo va detto, perché questi ragazzi sono molto confusi, non è che abbiano una strada spianata, perché anche una volta c'era pochissimo, però c'era un mondo che si poteva aprire, ecco, dovevi osare, ecco. Adesso questi hanno il coraggio di osare, però devono andare all'estero per osare, perché qui sì, non è rispettato il loro titolo di studio, ecco, il loro lavoro, stesso lavoro pagato 3 volte tanto, ecco, a pochi chilometri, perché non è che devono andare da un'altra parte del mondo. Ecco, Zecchinelli, prima di passare, ecco, a Emilia Michelin, ecco, cosa vorrebbe dire a questo papà, ma a Giorgio, che veramente è ancora confuso, non riesco ancora a decidere, perché tiro i fili, ma i fili non tornano. Facciamo anche presso le scuole delle attività per cercare di recuperare uno dei valori che era caratteristico del nostro sistema, ed era il fare impresa, il mettersi in proprio, il fare l'artigiano, l'imparare una professione, ed avere la gratificazione della passione e poi giustamente anche il giusto valore economico. Questi adesso sono passaggi molto difficili da fare, perché i giovani hanno di fronte dei sistemi di valori, è un po' banale dirlo, però oggettivamente anche quando un ragazzo giovane, una ragazza vedono i social,
e quindi hanno il miraggio di persone che non facendo niente, non lavorando, possono permettersi di viaggiare su aerei privati. È chiaro che di fronte a questo la narrazione storica nostra, che è quella del valore del lavoro, è quella dell'autoimprenditorialità, ovviamente soffre. Sono delle caratteristiche, però dovremmo tornare a dei valori che poi sono stati contraddistintivi del nostro sistema, ne hanno fatto la forza. Questi purtroppo li stiamo perdendo. Noi per quello che possiamo cerchiamo di contrastarli. Ai ragazzi che vanno all'estero ovviamente è giusto che vadano fuori e vedano, perché è un'esperienza importante, non esiste nessuna migliore esperienza che andare all'estero. Però tornare con quel bagaglio professionale in Italia per ricostruire ancora, è già successo nel passato della nostra regione, questo è già successo. Bisogna che tutti quanti però ce la mettiamo tutta per esistere, perché qua si sta sopravvivendo, non vivendo, ed è molto difficile perché i ragazzi sono più attenti di quello che pensiamo. Allora, Emilia, tu so che fai parte dell'associazione Penelope, so che hai anche una buona notizia, ecco, da dire, ma soprattutto di far capire quanto è importante questa associazione. Prego. Allora, beh sì, è fondamentale questa associazione. Noi da quando siamo entrati e abbiamo percepito comunque subito l'aiuto, il sostegno e anche nel caso della richiesta da parte di un familiare che a Penelope di Giulia Cecchettin, l'associazione, i volontari si sono mossi immediatamente e ogni giorno sono stati in quella casa. Ci tengo a dire anche una cosa, che eravamo lì anche la sera quando il testimone ha telefonato a Gino parlando della prima aggressione di Giulia. Perché abbiamo subito colto una forte preoccupazione come siamo entrati in quella casa con la denuncia e tutto quanto, e logicamente con Gino si sono allertati subito i carabinieri, perché ricordiamo che la denuncia fatta a mezzogiorno da Gino Cecchettin veniva scritto allontanamento volontario. E sulla dicitura pericolo di vita non era scritto nulla, mentre noi purtroppo avevamo già intuito una grossa preoccupazione e dei grossi sospetti per via dell'ex fidanzato, che fosse ancora una tragedia che colpiva sempre una donna, una ragazza. E quindi è stato dato subito sostegno, un supporto umano, psicologico e legale, che è quello che questa associazione fa immediatamente e gratuitamente. Ecco, ci tengo assolutamente a dire questa cosa. Senti, mamma Emilia, ma ai genitori di Turetta, che stanno vivendo anche loro un dramma nel dramma, perché non è semplice, a questo fratello come Giorgio, che rimane, che non ha fatto niente. Ecco, Crepetta ha detto: io consiglio di cambiare casa, di andare via, perché lo distruggeranno, questa società. Purtroppo che poi veramente riesce anche a distruggere, capisce ma distrugge anche. Tu proprio da persona, da mamma che hai provato cosa vuol dire una scomparsa, perché per loro questo figlio all'improvviso scompare, non c'è, non riescono neanche ad accettare quel primo incontro, fanno fatica a metabolizzare chi è veramente il loro figlio. Ecco, tu da mamma cosa vorresti dire? Io non mi sento onestamente di giudicare e condannare la famiglia di Filippo, perché sono convinta che come genitori purtroppo anche noi commettiamo degli errori, siamo umani, siamo imperfetti. Il mio pensiero è questo, cioè forse alcuni segnali dovevano essere più colti dai genitori di Filippo, perché Giulia li aveva capiti e Giulia voleva aiutare Filippo. Io quando penso a questa povera ragazza, come quella sera quando si è trovata e che si è vista questo uomo che la voleva annientare, che la voleva massacrare, cosa è scattato nei suoi pensieri? Questa cosa io ci penso quotidianamente. E i genitori di Filippo, io non so, perché dico,
Anche Gino, ad esempio, ha sempre delle parole né di rabbia, né di odio, né di niente nei loro confronti, perché, come ripeto, siamo imperfetti e di solito ci mettiamo anche in discussione quando accadono cose gravi. Loro hanno anche detto: nostro figlio deve pagare. Il problema poi resta sulla cattiveria delle persone che probabilmente condannano, come lo fanno verbalmente, lo fanno su internet e non pensano che comunque anche per loro è una grossa tragedia. Specialmente con un minore che sta crescendo, ecco, in una situazione veramente incredibile di aggressività anche verbale, violenta, di sguardi, di ammiccamenti. Quando questo ragazzo esce, io sono convinta che forse trova più rifugio nella scuola, perché i ragazzi capiscono molto bene, forse sono più avanti di quello che pensiamo noi. Allora io vorrei salutare Marco Zecchinelli. Veloce Marco, come ci saluta? Ma niente, vi saluto intanto augurandovi un buon Natale, ai coniugi Cendrona anche. E anche se posso immaginare che ormai da 11 anni, insomma, Natale sia sempre diverso. Anch'io ho delle esperienze, insomma, anche di amici vicini, insomma, che hanno avuto tragedie simili e, insomma, non esiste più la festa. Quindi su questo io direi che comunque è giusto fare delle trasmissioni come questa, Mirella, dove si cerca di far capire alle persone che anche scrivere su internet non è scrivere sull'acqua, e che bisogna essere responsabili di quello che si fa ovunque, su internet, sul lavoro, nella scuola, nelle professioni. Devo chiudere, Zecchinelli, non ho più tempo, la ringrazio tantissimo. Marco Zecchinelli, presidente Confapi Venezia. Grazie a lei Zecchinelli, grazie a Pier Francesco Cendrona e Emilia Michelin, genitori di Marianna. Ecco, questa ragazza che si spera sempre, come ho detto all'inizio, che questa porta si apre di sapere. Grazie, la posta di Mirella. E grazie. Side, number 104 is Kirill Belorukov and Valeria Adieva. Your applause, ladies and gentlemen. Our ballroom professionals are in position to continue their grand final, and this time they're going to treat you to the Viennese Waltz. Thank you, Joe. A beautiful, flowing Viennese waltz. You've taken my love.
with the strength of your heart. I don't wanna have to go very much further. I don't really wanna go where you want to go. I won't hold it back again. This passion inside, there's nowhere to run, there's nowhere to hide. You're a river, the river. Don't make me pause one more. I wanna hurt. Take me back to be there. Imagine me there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, if I don't have you. Simply the best. Thank you. I'm sorry.